È veramente un piacere questa mattina presentare questi graditissimi ospiti. Come avete visto e avete sentito, non ho letto il libro, ma sono partita con questa scuola, che adesso vi presenterò gli ospiti, con questa signora che è Susanna Zanellato, vocal coach, assieme a un altro ragazzo che adesso si presenterà, anzi vi faccio presentare direttamente così sappiamo con chi parleremo questa mattina, ma prima partirei proprio con Susanna Zanellato, vocal coach. Allora, cosa vuol dire? Ecco, di cosa vi interessate? Che scuola è? Abbiamo sentito la musica, naturalmente. Prego, Susanna. Intanto, buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori. Niente, io sono un insegnante di canto, adesso si dice vocal coach, no? Un termine, vabbè, così, comunque bisogna adeguarsi, certo, ovviamente. Io insegno in questa scuola, porto avanti questa scuola, sostengo questa scuola da più di 15 anni a Piove di Sacco. Cerchiamo sempre ragazzi, talenti da poter costruire, dico io, a crescere bene per portarli a degli obiettivi anche televisivi. Quanto importante è, Susanna, far capire che bisogna capire con quali ragazzi ci confrontiamo, cosa dicono questi ragazzi, specialmente la musica è arte, è bellezza, è cultura, esatto, è la loro musica. Non si può sempre guardare una volta i nostri tempi, bisogna guardare anche i tempi che vivono questi ragazzi. Cos'è la musica, Susanna, nel 2026? La musica per tantissime persone è la vita, per tantissime persone è un sogno e per tantissime persone, sinceramente per me, vedendo con quello che sto vedendo io, con quello che mi arriva a scuola, e tanti lo fanno proprio perché vogliono fare, ma poi alla fine... Hai il gelato, Mattia? Ce l'hai? Allora, Mattia, devo accelerare perché siete in tanti e vogliamo ascoltarvi tutti come abbiamo fatto l'altra volta, erano 24 ragazzi, ma li abbiamo ascoltati tutti e devo dire la verità, Mattia Sandron, che sono rimasta stupita dalla preparazione, dalla voglia di creare, la voglia di vivere. Cioè, cos'è la creatività nella musica, Mattia? La creatività nella musica, mettiamola così, la musica, immaginiamoci un telo bianco, la creatività è tutto quello che ci può venire in mente e è il modo in cui possiamo riempire questo telo. Non c'è limite e proprio perché non c'è limite possiamo andare dove vogliamo con la musica. Quindi la musica è tutto ciò che possiamo immaginare in un preciso momento, in un preciso istante. Senti Mattia, eppure voi i messaggi li lanciate, basta vedere i concerti, l'affluenza di giovani che ci sono, li troviamo là i giovani, sì, li vediamo, li sentiamo. Eppure mi sembra che si investa poco, bisogna avere la fortuna di entrare in certi giri, sì, danteschi, li chiamo io, questo non può funzionare perché se io sono bravo, io devo avere quello che mi spetta di diritto, imparare, costruire la mia persona, ma mi sembra che si faccia poco o sbaglio? Abbiamo cambiato 70 governi, ma mi sembra che siamo sempre fermi, non so, forse è un'idea mia, ma io che ascolto molto i giovani, mi sembra che questo è il vostro grido di allarme, di aiuto, di provocazione anche a volte. Prego. Diciamo che non è facile trovare lo spazio, non è facile trovare il tempo per mettersi a confronto con determinate realtà, si fa poco, si investe poco su queste cose qua, però alla fine noi dobbiamo creare, noi abbiamo bisogno di portare avanti il nostro messaggio, bisogno di portare avanti la nostra musica, quindi se ci mettono di fronte a un muro, onestamente non c'è altro da fare se non sfondare questo muro. Il problema è che molti riescono a capire questo, altri invece si disarmano, si sentono soli, sono fragili, tantissimi ragazzi sono fragili, parlo di ragazzi ma io parlerei di persone che sarei anche stanca di dividere tra uomo e donna, ragazzo, cioè parliamo di persone che forse chiamandoli col loro nome. Il problema è che c'è molta fragilità, ecco vi chiudete, molti di voi si chiudono come un riccio, perché hanno ragione, a voi basta un battito di ciglia per capire chi avete di fronte, se vi sta ascoltando, sta pensando ai fatti vostri. Sì. Ecco che cercate di dare questi messaggi, chi riesce con la musica, anche perché avete trovato questa scuola. Come hai trovato questa scuola? Ecco, perché ti sei avvicinato a Susanna
Zanellato. Ma noi non ci siamo uniti in realtà, Dai. ci siamo uniti in questo momento adesso, Esatto. diciamo che lo conoscete ora. Dai, davvero? Assolutamente sì. E quello che ha detto cosa ti è parso? Che è giustissimo, cioè è bene trovare il modo di unire tutti quanti tramite la musica. La musica è un fortissimo mezzo di comunicazione e per quello che facciamo noi vogliamo lanciare un messaggio di partecipazione per Che andare... musica è la vostra? Roots Music e Positive Sound. Aspetta, perché abbiamo i nonni a casa, anzi saluta se li hai. Salutiamo, Ecco, salutiamo spiega anche la bene nonna. perché loro dicono cosa sta dicendo Mattia, perciò cerchiamo di spiegare anche a loro perché hanno diritto di capire. Diciamo che la Roots Music è quello che si sente con le orecchie, il Positive Sound è quello che si sente qua con il cuore. Avete Sostanzialmente è un sottogenere della musica reggae, quindi musica caraibica. Questo si sente molto poco, però appunto proprio perché si sente molto poco è bene che venga spinta un po' ovunque, insomma. Basta così? Beh, Susanna, cosa vuoi dire dopo? Tu l'hai incontrato adesso, come Sì, mai? Cosa sì, hai io portato li ho questa- incontrati prima che iniziasse la trasmissione, stavo chiedendo un po' di cose perché io sono sempre molto curiosa quando vedo gruppi così, cioè, secondo me sono molto interessanti loro, anche solo vedendo lui così, mi piacerebbe andarli ad ascoltare. Lui è un creativo, no? Si Sì, vede, sì, vero? ma si vede, difatti, Si vede. mi interessa proprio tantissimo quando vedo cose nuove da poter ascoltare e anche giudicare, anche da insegnante, no? E tu quando hai sentito, Susanna, che avevi questa predisposizione? Ma io da piccolina, quando andavo all'asilo ancora, io ho iniziato a fare i primi concorsini, poi ho avuto la grande fortuna dei miei genitori che mi hanno sostenuto tantissimo e io vorrei anzi ringraziare pubblicamente i genitori, anche quelli dei miei allievi, che sono bravissimi. Quanti ne hai allievi? Parecchi, Quanti? 30, 35. È un bel numero. Sì, però loro, se non ci fossero guai, sì, i genitori sono Primo anello della pilastro, sì, sì, beh, guai se non ci fossero, loro devono sostenere le spese, devono sostenere il tempo che portano i ragazzi a concorsi, a lezione, cioè se non ci fossero i ragazzi non potrebbero fare niente. Eppure, Però purtroppo, grazie a loro, insomma, i ragazzi possono sognare. quelli che non hanno quei genitori, come li facciamo a sognare? Quelli lì è Avvicinandoci un alle problema, scuole, no? quello è un problema. Avvicinando alla scuola, se qualcuno si decide a investire sulla scuola, forse Esatto. riusciremo ad abbattere questi È muri vero, che diceva è giustamente vero, Mattia. è vero. Il problema è che sembra che, eppure non so, io sono genitori, sono nonni, non so. Sentiamo un nonno, Rinaldo da Venezia. Ciao nonno, cosa vuoi dire? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto al mondo c'è dei giovani, perché mi arriveremo a una certa età, non potremo entrare. E la musica che è sempre stata, io mi ricordo nel 60, quando eravamo bambini altri, dove c'era i giochi, dove erano i complessi dei fiori giovani, che dopo si veniva anche fuori. E ora qua fa lo stesso, questi giovani qua, gli ha nel sangue la musica, come tanti musicisti ignoti, però ne sono tantissimi che la conosce e la suona e la divulga a tutti, no? E bisogna dargli spazio, come fa il signora, perché dargli spazio a questi figli giovani, perché avendola dentro di loro è una roba che bisogna che gli esperna, che la faccia conoscere anche agli altri, per capire Mirella. Ormai al mondo non è più degli alpini, dei vecchi, il mondo c'è dei giovani, se va avanti verso il futuro, no, bisogna dare anche spazio a loro, perché il mondo è suo e quando chi avrà 5 anni di più, io gestisco loro il mondo intero. A mia abbiamo una certa età, abbiamo una solo che ammirazione per loro, perché mette il buon senso, mette la fatica che deve fare di studiare, di imparare, tutto insomma. E che io da aiutare, ma non solo che la signora, bisogna che lo Stato divulga e che dà dei premi a questi fiori, ma dei premi in denaro, ma non con la bocca, con i fatti,
perché il governo non c'è più centri che possono andare a fare ginnastica, perché c'è tutto a pagamento, i boscheri dappertutto. Il mondo adesso va avanti a soldi, non va avanti con le belle idee, con le belle robe, perché come la tua è quello che ti fa te. Adesso che stai agli alpini e la tua trasmissione era cavata via, perché se manco gli alpini, con quello che ti fa ti aiuta mezzo mondo. Dai Mirella. Ma no, ma non è quella, è che abbiamo fatto a reti unificate. È una missione che aiuta la povera gente. Mi vogliono bene, si sente, per i poveretti. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho tanti giovani da sentire, grazie. Buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo anche per le parole, però capite la Dunata non è una cosa così semplice, noi abbiamo tutte le reti unificate perché veramente è una cosa che... I valori, ecco, se trasmettiamo i valori ed è una cosa importante. Allora, senti Mattia, prima di salutarci perché diamo spazio anche agli altri ragazzi, cosa vorresti dire questa mattina? Ecco, Susanna parlava già nell'atto dei valori, della famiglia, credere, questi genitori devono credere in voi stessi perché è il primo supporto. Ecco, come vuoi chiudere questo tuo intervento? Io direi che quello che è veramente importante per noi come band The Admirals portare questa musica è far trasparire il senso di partecipazione, di unire tutti quanti senza discriminazione tra giovani, più anziani eccetera. L'importante è che la musica deve andare avanti, bisogna investire su queste cose qua, bisogna aver paura di rischiare per portare più generi di musica al grande pubblico, ecco, diciamo, e mai smettere sostanzialmente di sognare anche. Bravo. Grazie, mai smettere. Beh, a voi non manca questo, sinceramente devo dirlo, non parlate ma i sogni ad occhi aperti li fate. Allora lasciamo la parola a Martino Barbon, che così sentiamo anche la canzone e la musica che abbiamo qui per vedere questo video intanto che si prepara. Allora Susanna, cosa vuoi dire delle parole che ha detto anche Rinaldo, ma soprattutto anche quello che hai sentito dal bravo Mattia, che fa capire che loro credono nei valori? Sono perfettamente d'accordo che bisogna credere nei propri sogni e dare spazio ai ragazzi e cercare di sostenerli in tutte le maniere possibili e immaginabili. E crederci, perché prima di tutto, come dicevo prima, devono essere i genitori a credere nei loro figli. È molto importante. Allora andiamo a vedere il primo video di Martino, appunto per capire con chi parliamo questa mattina, Martino Barbò, e cosa fa, così capiamo bene. Andiamo. Un grande rumore a tutti quanti voi! Some say yes, some speak a lot to want some I have a question, please, if you know mine. It's very simple, I will put it here. When did you go? Where is, when did you go? Where is, when did you go? Where is, when did you go?
abbiamo Luciano da Legnago, poi andiamo a sentire anche cosa ci dirà Martino Barbon. Vai Luciano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Sai, perché io ti seguo sempre, perché tu cara sei una grande signora, molto ottimista, ma Luciano ha 83 anni suonati da un bel po' e io sono pessimista, vedere questa gioventù che va a casa alle 5 della mattina, che quando io avevo 20 anni mio padre se non rientravo per le 11 erano pedate da sedere, e vedere tutte queste disgrazie, le criminalità che aumenta tutti i giorni, vedere furti, omicidi, eccetera, eccetera. Cara Mirella, non voglio dire che sono pessimista perché sono sempre stato forte, ma veramente una vergogna. Anche questi governanti sono là che litigano fra destra e sinistra, e solamente per le sedi, per i 20.000 euro al mese, ma non pensano al popolo italiano. E ribadisco, cara Mirella, che ti voglio bene da morire, che i delinquenti sono italiani in galera e i delinquenti stranieri a casa loro. Così si ristabilisce l'onestà, la giustizia, eccetera. Basta il buonismo falso ipocrita di tutti i politici, perché ormai bisogna dire così. Cara la mia Mirella, ti auguro una buona giornata Mirella e continua così. Sei veramente una grande signora. Grazie caro Luciano. Grazie Luciano per le parole. Da Luciano, ciao cara. Ciao, c'è molto da riflettere su quello che hai detto, sentiamo le riflessioni di Martino Barbò. Intanto complimenti perché abbiamo sentito la vostra musica, poi sentiremo anche gli altri componenti. Allora presentati Martino. Allora io sono Martino, sono il sassofonista di questa band The Admirals, che appunto avete appena visto in questo breve video. Che vuole dire, spiegalo ai nonni a casa. The Admirals, gli ammiragli. Ecco, avete capito? Ecco, spiegate bene perché capite che io ho una trasmissione dove ho tanti nonni, anche che sono anche i vostri nonni. Certo, tutti. sì, assolutamente. Perciò è giusto perché loro, sai, non capisco, però io sono convinta che loro devono capire, perciò io spiego sempre tutto. Vai. Ma allora, quello che cerchiamo comunque noi di portare avanti è comunque un messaggio che appunto, come dici tu, anche per far capire ai nonni, è comunque qualcosa di trasversale, universale. Già questo lo spieghiamo sempre anche dalla scelta del nome, perché gli ammiragli, perché siamo tutti sulla stessa barca. Bravissimo. E... Sì, ma questa barca va a fondo se qualcuno non la sostiene, sì, è vero Martino? Anche perché quello che bisogna capire è che anche se io sono qui e tu sei lì e il buco sul fondo della barca è dalla tua parte, io non posso dire ma sì è della sua parte, perché poi vado a fondo anche io, anche se sembra di essere in una posizione di vantaggio. Questo vantaggio dura poco e prima o poi finisce. Senti Martino, una volta nella scuola si faceva educazione musicale. Io non riesco a capire perché tolgono le cose che funzionano. Allora, i laboratori, quasi tutti, adesso inizia qualcosa a cambiare, erano diventati dei magazzini. Io ho fatto le riprese e quando mi diceva appunto questo era un laboratorio, come era un laboratorio? Deve essere un laboratorio, diventati magazzini. E soprattutto questa ora che c'era questa scuola di musica, poi sentiremo anche Susanna, ecco, senza capire che toglievano ecco, la vita, la forza della scuola, che anche la musica, la forza, perché la musica è cultura, cioè tolgono la cultura, cioè per fare cosa? Per insegnare cose, il cinese, con tutto il rispetto che io ho, ma la musica quanto importante è per un bambino crescere con la musica, capire, avere l'orecchio, capisci subito se hai l'orecchio, se non ce l'hai. Ecco, io vedo certi bambini che quando sono irrequieti, i genitori, quelli che capiscono, come ha spiegato Susanna, che un po' di musica li tranquillizza, specialmente per addormentarsi, si addormentano con la musica, cioè non è che dobbiamo andare tanto lontano. Il bambino dà subito dei segnali. Perché si è così poco ascoltati, Martino, secondo te? Bah, allora, il discorso dell'educazione musicale che si fa a scuola è qualcosa che avrebbe un'importanza molto grande. Perché? Perché la musica è un linguaggio. Così come si insegna arte, così come si insegna a scrivere, così come si insegna una lingua straniera, che sono tutte cose assolutamente importanti per dialogare con il mondo. Anche la musica è un canale ed è un linguaggio che per i giovani, per i ragazzi, per i bambini dovrebbe essere assolutamente insegnato. Qual è il problema? Che molto spesso nella scuola
l'educazione musicale viene fatta in maniera davvero all'acqua di rose, ma giustamente da un certo punto di vista la scuola non è un conservatorio, la scuola è generalista e per questo deve dare un'infarinatura più o meno profonda di tutto, soprattutto all'inizio. Il problema è che la musica, l'insegnamento della musica viene sempre visto un po' come un'ora di ricreazione prolungata e non come qualcosa che dovrebbe aiutare i giovani a capire se quel linguaggio, quel canale è quello che poi è quello adeguato alla loro forma di esprimersi. Prima Mattia parlava di una musica, che c'è la musica che devi ascoltare con l'orecchio, ma c'è la musica che arriva al cuore. E l'ha spiegato molto bene, perché la musica deve emozionare, no? Qualsiasi musica, tu sei portato per quel tipo di musica perché ti emoziona, ma è importante la crescita, devi iniziare da piccolo, non puoi pretendere di capire la musica, specialmente anche la lirica, certe musiche a 15 o a 20 anni, devi formarti un po' alla volta. Ecco quello che dovrebbe fare la scuola. Io ho parlato con diversi ragazzi e ragazze e loro hanno detto tranquillamente che vorrebbero una scuola diversa, una scuola che li intrigasse di più. Cosa ne pensi? La musica potrebbe fare questo, ma dopo scuola, invece di gironzolare, avere un punto di riferimento, e l'avete dimostrato, perché durante la pandemia trovavamo i ragazzi fuori dalla scuola, chi avrebbe mai immaginato? Però per questi ragazzi è un punto fondamentale, perché non si riesce a capire invece di aprire più la scuola anche al pomeriggio, anche per attività culturali come la vostra, ad esempio? Sicuramente credo che sia in parte anche perché mancano i fondi e questo è sempre comunque un grosso problema. Poi sicuramente bisognerebbe anche aggiornare o comunque dare agli insegnanti degli strumenti in modo da riuscire a coinvolgere di più i ragazzi con qualcosa che non sia suonare il flauto dolce, ma qualcosa di un po' più interessante che per loro. Uno dei membri della band, che oggi purtroppo è assente per motivi di lavoro, lui è insegnante di musica in una scuola e lui cerca con i suoi studenti, ad esempio, di coinvolgerli. Ha tirato su una piccola marching band dove dà comunque la possibilità agli studenti non di suonare l'inno alla gioia con il flauto dolce, così, ma di qualcosa che gli fa capire, guardate, che la musica non è solo qualcosa di noioso, qualcosa di una perdita di tempo, ma può essere anche qualcosa di coinvolgente, di interessante, educativo, di perché dà anche delle regole, certo, giusto? La musica Esatto. è qualcosa che ti forma tantissimo a livello di carattere. Abbiamo Raffaello da Monastier. Vai Raffaello. Sì, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Faccio solo una domanda. Dov'è l'ordine pubblico? Siamo pieni di ladri. Non ho capito niente, scusa Raffaello, ripeti perché non si è sentito bene, prego. Dov'è l'ordine pubblico? Ok. Siamo pieni di ladri e nessuno ci difende. Tutto qua. Dov'è l'ordine pubblico? E qua è il discorso, che casca l'asino. L'ordine pubblico dov'è? La signora Meloni, invece di andare di qua e di là, a destra e a sinistra, non è che si è preoccupata dell'ordine pubblico, che siamo pieni di ladri e nessuno ci pensa a questi ladri. Dov'è l'ordine pubblico? Quindi mi dispiace, ho detto tutto, dottoressa. Grazie Raffaello, hai fatto la tua riflessione a voce alta, qualcuno dovrà rispondere perché veramente io sto vivendo un territorio che è molto impaurito, si ha paura di rimanere a casa, si ha paura di uscire, si ha paura di tutto ormai. Io non vedo che c'è questo problema così grave, il problema è che lo stanno ingigantendo in maniera incredibile. Hanno le soluzioni ma non le mettono in campo, basta vedere a Gemona cosa era schierato e non solo a Gemona quando vediamo, quando si muovono loro schierano tutto. Quando dobbiamo muoverci noi non si schiera niente e poi specialmente i diversamente giovani hanno paura perché è passato questo messaggio, il diverso fa paura, qualsiasi cosa che non fa parte del tuo modo di vivere terrorizza addirittura. Susanna, cosa vogliamo dire? Che Raffaello ha fatto delle riflessioni che tanti a casa fanno. Pensarci bene, pensare bene a quello che ha detto e sarebbe da innescare un discorso che
sinceramente non mi sento di continuare, sarebbe pesante. Allora andiamo sul leggero, tipo sul quello che leggero, avevamo iniziato. Allora, io intanto volevo fare un complimento, se posso, a Mattia. A Mattia? Sì, perché quando hanno fatto vedere quella registrazione lì, quel filmato lì, io ho guardato molto, cioè ascolto, io sono un insegnante, perciò mi viene spontaneo ascoltare le voci. Ti devo fare i complimenti, è proprio un bel timbro vocale, un bel modo di approcciarti Promosso Mattia. vocalmente. Mi piace molto, poi fate siete belli insieme, belli. No, ma di fatti si vede che siete molto spontanei anche tu nel movimento, perché io insegno il movimento anche. Perciò cos'è il movimento nella musica? Il movimento è l'interpretazione. Io insegno dizione, stare sul palco, interpretare, proprio entrare dentro al brano. E a Martino cosa vorresti dire? Ecco, di quello che ha detto, di quello che è quella passione, questa passione allora, che viene coltivata da piccoli. Esatto, quello che volevo agganciarmi al discorso suo delle scuole, che le scuole, gli insegnanti dovrebbero individuare immediatamente il bambino, il soggetto che secondo loro può essere, che ne so, puoi essere bravo al pianoforte, l'altro che può essere bravo alla chitarra, alla batteria, ma sono d'accordo che il flauto, voglio dire, fare anche a fine anno un saggio di flauto, ma metti insieme 4-5 bambini, 6, e fagli fare, come ha detto appunto il collega loro, una bella band e fagli vedere che cosa può nascere, che cosa può venire fuori, anche da piccolini. Perché è da lì che si inizia. Non sono mica tanto d'accordo, questa è la mia riflessione, nel senso che il flauto non è in quanto il flauto. No, ma non ho detto che il ma adesso ti flauto spiego non il va mio bene. pensiero. È la passione dello strumento. Tu in quel momento hai un qualcosa in mano e cominci ad appassionarti a questa cosa che è uno strumento. Sì. Ed è la cosa forse più semplice, più facile, il flauto. Però dopo bisogna accompagnarlo, nel senso che inizi a capire, poi vediamo se hai la passione per lo strumento che poi sceglierai. Martino, che può essere la chitarra, il sassofono, però inizi con qualcosa di semplice, la semplicità secondo me, e poi vedi tu dove sei più portato. Cosa dici? Sì, che se tu vuoi far appassionare un bambino al ciclismo non gli fai iniziare con una carriola, perché inizia male e perde quello che potrebbe essere anche una scintilla di interesse o comunque di predisposizione, perché non è uno strumento che ti stimola ad essere a guardare la musica con interesse. Vedi, io avevo un amico caro che purtroppo è morto, che aveva iniziato con dei ragazzi e ha messo su un'orchestra dove c'erano più di 120 ragazzi che suonavano tutti gli strumenti. Purtroppo non è stato ascoltato, non è riuscito a tenere in piedi questa orchestra che aveva una storia molto importante di vita. Tanti sono diventati maestri. È stato ospite qui diverse volte alla mia trasmissione, Tullio Giacomini, non so se qualcuno l'ha sentito, e poi non è riuscito a inserirsi nel meccanismo perverso del cerchio magico. Perciò questa orchestra si è sciolta, con un danno enorme secondo me sia all'immagine della mia città, che era Treviso, sia lo sforzo che aveva fatto questo grande uomo. Lui credeva molto nella passione dello strumento come prima cosa. Tu inizi ad appassionarti allo strumento, poi decidi quale strumento, ma intanto la passione arriva. E sentendo i ragazzi di questa, che ho avuto anche ospiti, loro sono arrivati con i loro strumenti e più di qualcuno aveva il flauto. Si era appassionato al flauto. Una ragazza in particolare mi ha commosso
e le parole che lei diceva, credete nello strumento, prima di tutto capite la bellezza dello strumento che voi andrete a far vivere, e questo mi ha molto colpito, per questo insisto nel dire che lo strumento è fondamentale fin da piccolo. Cosa hai in mano? Sì. Te lo spiego. Sentiamo, abbiamo una telefonata, chi è in linea? Enrico da Gaiarine, provincia di Treviso. Ciao Enrico caro, prego. Seguivo i ragazzi e mi interessava molto il discorso appunto del genere che portano. Volevo chiedere se per caso ai loro concerti, insomma adesso cercherò di informarmi, o se possono dire anche loro quando saranno in live prossimamente. Volevo portarmi a casa insomma un vinile, qualcosa di fisico, se era possibile. Allora sentiamo Martino, hai sentito cosa ha detto Enrico, cosa fate, dove vi trova, come può acquistare i vostri dischi, se fate? Allora, spiega. concerti sicuramente ne facciamo, ne abbiamo fatti in passato, adesso ne abbiamo 2 o 3 qui in programma, e la cosa migliore, Enrico, sicuramente è seguirci sui social, che ormai sono, soprattutto per una band emergente, il canale più facile per restare in contatto con il pubblico. E per qualcosa di tangibile, sì, abbiamo dischi, vinili, CD e quant'altro, e anche questo è un argomento molto interessante da seguire, perché adesso come adesso la musica è ormai quasi tutta online con le piattaforme di streaming, però è qualcosa dove è molto difficile, diciamo, emergere, perché gli algoritmi di queste piattaforme favoriscono chi è già famoso. Chi non è famoso finisce nel rumore di fondo, e questa è chiaramente una dinamica del mercato musicale che è estremamente penalizzante per chi vuole emergere, che è sempre stato così in realtà, perché comunque anche una volta in radio chi passava, anche prima delle piattaforme di streaming 20 anni fa, chi passava? I soliti già conosciuti, un artista emergente prima di entrare, di passare in radio, doveva sputare tanto sangue, e questo è sicuramente qualcosa che, pur cambiando il mezzo, è rimasto. Certo. Rimane l'autopromozione, l'autoproduzione, e quindi farsi forza e diffondere in modo autonomo la propria musica, facendola trovare da chi... Con tanta gavetta. Sì, certo, assolutamente. Ma Quella la musica, serve comunque. Sì, la molto... musica serve anche per questo, perché è una maestra di vita, anche, anche quando sei giovane, anche se sei magari più timido, se sei più introverso, la musica ti porta a stare in un gruppo, ti insegna certe dinamiche dove devi comunque fare il tuo pezzo senza travalicare, senza andare sopra gli altri, mettere il tuo contributo, no? Ti insegna molto rispetto, ti insegna ad ascoltare, perché se non ascolti non riesci a suonare. Soprattutto, sì. E poi ti porta in giro, ti porta sul palco, ti fa vincere la timidezza. Io una volta ero molto timido, quando ho iniziato i primi concerti mi tremavano le ginocchia, poi un po' alla volta ti sciogli e inizi a vivere la musica come qualcosa di divertente e di coinvolgente, e quindi ti insegna anche ti porta in posti dove magari di tuo non saresti mai andato. Senti, vuoi salutare i nonni? Tu hai i nonni? No, non hai più, vuoi salutare i genitori? Sì, certo, assolutamente. Allora saluti i genitori, che poi lasci il posto a un altro componente. Allora, sì, sicuramente. Saluto Cesare e Mara. Anche noi li salutiamo, allora complimenti per questo ragazzo. E anche Valentina. E anche Valentina. Senti, grande Susanna, fan della band. Una cosa importante, dopo andiamo in pubblicità, che abbiamo sentito. Io ho avuto un docente, il quale ha detto: noi tutte le mattine come insegnanti è come salissimo sul Monte Bianco. Noi vediamo tutto. Vediamo chi è in difficoltà, chi ha bisogno di aiuto, chi è preparato. Il problema è vedere chi vuole scendere dal Monte Bianco e vedere qual è la realtà e aiutarla. E purtroppo, ha detto questo docente, tanti miei colleghi non lo fanno. È più facile rimanere a guardare. Cosa vuoi dire? Sei d'accordo con quello che ha detto questo insegnante? Sì, allora, sono d'accordo di aiutare sempre chi ne ha bisogno, perché questo bisogna farlo.
Restare fermi vuol dire nascondersi e anche tante volte forse non essere neanche in grado di aiutare, perché chi si nasconde secondo me non è neanche in grado di farlo. Però è giusto stare, cioè se io vedo che qualcuno, anch'io nella mia scuola, quando entrano a me basta guardarli e capisco subito se uno è stanco, se uno ha un qualcosa, cioè che non va, se uno ha litigato, che ne so, con la madre o col padre o col fratello, e gli dico sempre cosa succede appena ci guardiamo. Perciò voglio dire, poi cerchi di dare qualche consiglio, fare qualcosa, ma bisogna fare qualcosa, anche perché se no non si fa lezione, non si fa niente, si buttano giù, piangono e una volta che si piange non si canta più. Pubblicità. E siamo con Giovanni Verardo, percussioni. Ciao Giovanni, grazie di essere qui. Allora, cosa vuoi dire questa mattina? È l'importanza di ascoltare i giovani, ma soprattutto anche sentire, ma non sentire solo, ascoltare quello che dite. Con la musica voi dite molte cose, prego. Sì, certo, io penso che prima di tutto la musica sarebbe uno strumento proprio per coinvolgere i giovani in un ambiente che sia lontano da quello della strada, da quello della malavita e da tutti questi contesti che poi ci portano a pensare che questa ordata di giovani siano un mucchio di criminali imbizzarriti. Quando la verità è che mentre la generazione passata è cresciuta con campi scuola, patronato e un sacco di situazioni dove i giovani potevano creare comunità e capire che direzione poteva prendere la loro vita, e sicuramente in una maniera positiva e non distruttiva, mentre adesso queste cose non ci sono, o se ci sono non sono stati in grado di passare, come si dice, la staffetta, e quindi c'è proprio un gap, un vuoto tra la generazione di prima e la generazione di adesso, e questa cosa è deleteria per la società, perché quando gli anziani e i giovani non comunicano più e non c'è più un ponte, è l'inizio di qualcosa di veramente pericoloso, ecco, per tutti quanti. Ecco. È quello che abbiamo sentito anche dalla telefonata di Luciano, no? Luciano ha detto proprio quello che hai detto tu, no? Bisogna costruire questo ponte. Una volta era importante, c'era il ponte, però una cosa io ho notato, a parte qualche raro caso che non fa testo, ma voi avete molto rispetto per le persone. Io vi trovo molto educati. Io l'altro giorno ho raccontato che ho preso le difese di una cassiera su un supermercato perché una donna diversamente giovane la stava veramente insultando in maniera incredibile. Io non so chi aveva ragione o torto, ma ho detto: guardi cara mia, che non è mica casa tua questa qua, Allora io ho cercato di accarezzarla prima per vedere la reazione di questa signora, e ho visto invece che non valeva la pena, perché era tempo perso, lei era così. E il torto ce l'aveva tutta la ragazza, però non era casa sua e non è modo di inveire contro una persona in un ambiente pubblico, perché appunto devi avere rispetto anche per gli altri, e secondo me stava mancando di rispetto. Devo dirti la verità che questa mia reazione ha un po' meravigliato questa ragazzina, non se l'aspettava che io prendessi le sue difese, era convinta che tutti ce l'avessero con lei, che eravamo in coda,
Invece la mia reazione ha fatto sì che anche gli altri con la testa facevano capire: ha ragione, non ti preoccuparti, abbiamo capito. Perché sono situazioni molto imbarazzanti per voi e da solo non ce la fate delle volte, perché si parlava prima appunto con Mattia, c'è la fragilità in alcuni di voi, certo, che cercate di colmare anche con la cultura. Ecco qua quello che qualcuno non capisce, prego. Esattamente, proprio questo è il problema, che molta dell'educazione, presunta educazione dei miei coetanei o più giovani, spesso viene scambiata per educazione quello che in realtà è timore. È un timore nei confronti del mondo, perché fin dalle elementari si crea il timore nei confronti del professore, nei confronti del direttore, nei confronti di qualsiasi adulto che sia al di fuori. E tu cominci a crescere non più con un ideale di educazione che viene da una maturità o dal sapere con chi stai avendo a che fare, ma semplicemente perché lui è quel tipo di figura. Allora gli devo portare un rispetto che è vago, che non è identificato, non è semplicemente una proforma. E questa è un'altra caratteristica della mia generazione, di quelli più giovani, è che sì educati ma altrettanto pronti a non sottostare alle solite, a ciò che magari siamo sottostati prima, cioè certe proforme, certe cose che troviamo completamente, come dire, inutili o sorpassate. Noi non abbiamo più intenzione di averci a che fare, infatti si vede proprio lo scontro per questo, perché alcuni giovani proprio dei vecchi modi non ne vogliono più sapere. Ed è giusto così, penso che sarà lo stesso per me quando sarà il mio turno di parlare dei giovani, da quando sarò anziano, quindi credo che sia anche normale. Però in questa società è un po' amplificato tutto questo e non c'è un tentativo di appunto colmare quel vuoto, perché è sempre stato che, non so, la generazione più anziana, come dire, mantiene stabile quello che c'è, mentre la generazione giovane porta il cambiamento per poi che il ciclo si ripeta all'infinito dall'inizio dei tempi, quindi è normale. Però preoccupa sì che non ci sia questo tentativo da parte delle istituzioni di mettere assieme, ma per davvero, non tanto anche per perché fare. io sono convinta che sono due fragilità che devono incontrarsi e da là arriva la forza, e sono convinta che noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi. Sì. Ecco, io sono convinta. Giusy, vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare i complimenti a questo ragazzo qua perché mi fa tornare in mente Bob Marley. Erano i miei tempi, Mirella, i miei tempi, quel cantante lì. Una roba meravigliosa, guarda, mi viene il pelo d'oca. Fa piacere, Vi ringrazio. Cara Giusy, guarda che fa proprio piacere, ecco, vedi, anche una trasmissione può servire a far capire che ci si unisce. Ecco, Giusy, che di solito è molto anche severa, questa mattina ha capito le tue parole, ecco, la tua immagine, ecco, questi capelli che lei ricorda con Bob Marley, questo gigante della musica, possiamo dirlo, vero Susanna? Allora il tempo sta passando, Susanna, cosa vuoi dire sentendo questi ragazzi? Bisogna incrementare ancora di più, spingere i pedali verso la stanza dei bottoni? Brava, cosa dici? Proprio questo. Mi aggancio anche ancora a lui col discorso del rispetto. Il rispetto va sempre portato in primis. Io lo insegno sempre ai miei ragazzi, che bisogna avere, che con rispetto si va avanti, poi sempre Scusa un stare attimo, vediamo a anche le testa foto alta. della scuola di Susanna intanto che parla, grazie, mandiamo anche le foto, prego Susanna. Niente, dicevo che io insegno sempre ai ragazzi di avere rispetto per tutti e di essere anche e soprattutto una cosa, la correttezza. Essere corretti nella vita, io credo porti dappertutto, rispetto e correttezza. È quello che veramente distingue la persona, la scuola, qualsiasi cosa. È vero, che ti dà, cioè ti rende affidabile, perché tante volte quando i ragazzi non rispondono a un semplice messaggio, io dico no, secondo me non sei affidabile. Allora loro si arrabbiano perché non è vero. Allora fammi vedere che sei affidabile. Rispondi. Ascolta Susanna, ma non pensi che forse sarebbe utile far capire, e ti posso assicurare che questa trasmissione la vedono in molti politici, compresi senatori, onorevoli, europarlamentari, che ho anche ospiti, di far capire che forse sarà il caso
che qualcuno riesca a capire l'importanza dell'inserimento su quelli che alzano l'asticella proprio nella cultura, perché io sono rimasta, e lo dico anche a Giovanni, un po' perplessa quando avevo questi ragazzi adesso di una scuola di Oderzo, una classe di Oderzo, ho detto: siete d'accordo che i ragazzi che sbagliano, che fanno anche dei sbagli importanti, vadano ad aiutare i nonnini a portarli a spasso? No, hanno detto, devono essere puniti in maniera diversa, però la maniera diversa che loro pensavano, io l'ho capita, non era in quanto il nonnino, è che il nonnino è fragile, loro sono fragili e con questo percorso, sentendo questi ragazzi, non porta a niente. Loro vogliono un percorso più importante, con regole e rispetto, e la musica non può fare questo. Cioè, ne hai di ragazzi che magari alzano l'asticella, che... Com'è la situazione, Susanna? Spiegacela un po'. I ragazzi tante volte cercano sempre di poter fare, di alzare l'asticella, ma alla fine non è che ci riescono sempre tanto a farlo. Cioè loro vogliono, ma poi bisogna, io dico sempre, quando bisogna alzare l'asticella gradatamente, perché non si può arrivare a fare un saggio, partire dal primo gradino e arrivare al 10º. Tu devi fare 2, 3, 4, 5, vai piano. Perciò io insegno sempre che bisogna stare anche coi piedi per terra. Questi ragazzi come rispondono? Tante volte si arrabbiano perché dicono: ma io valgo, ma io faccio, no. Piano. Calma. Calma. Io tante volte sai che cosa gli dico? Adesso è brutto dirlo, però gli dico: io ti spezzo le ali. In senso, no? In senso che, cioè, tu devi stare tranquillo, se le cose devono venire, vengono, piano, con calma. Prendile con calma. Non Ma puoi... riescono a farlo questi ragazzi? Tanti oppure... sì e tanti no. Lo so, è quello il problema, è quelli che... Però c'è sempre il discorso dei genitori dietro, che ci sono purtroppo, sottolineo purtroppo, tanti genitori che spingono troppo, quando non è il caso. E se io, Susanna, è la famosa frase che delle volte sento, Dio, patria e famiglia, e se io non credo in Dio, non ho una patria, non ho una famiglia, dove vado? Cerchi di rivolgerti a qualcuno che ti fidi, soprattutto, come può essere l'insegnante o come può essere qualcun altro della famiglia, che ne so, uno zio, un qualcuno, una persona a te cara che ci crede. Se non ho famiglia, cosa faccio? Scusa, se non hai famiglia. Dio, patria e famiglia, se non ce l'ho, dove vado? Chi mi accoglie? Sentiamo cosa mi dice Giovanni. Se io non ho tutte... Tranquilla, se io non ho tutte queste cose, dove vado? Chi mi accoglie? Beh, io ritorno alla musica, perché la musica ti può dare qualcosa in cui credere, al di là di che sia una divinità o un sistema filosofico di pensiero. La musica ti può dare una patria, perché a volte penso al fatto che io sono nato a Motta di Livenza, però suono una musica che viene da oltreoceano, in cui però mi ci ritrovo completamente, e soprattutto puoi trovare una famiglia all'interno della musica. Infatti mi aggancio a quello che è stato appena detto, perché ripeto, tutti i problemi che hanno i giovani non sono assolutamente completamente risolvibili dalla musica, ma la musica cos'è? Che è anche un trucchetto per insegnare a un ragazzo appunto cose come il rispetto, queste cose qua. Perché cosa succede? Mentre davanti a un professore, davanti a una classe, sei portato a non voler essere subordinato, a cercare, soprattutto perché hai 14-15 anni magari e vuoi dire di no a tutti, anche se hanno ragione. Se non c'è qualcosa di mezzo che ti fa dire: ah, ok, ma forse se voglio raggiungere questa cosa qua è meglio che lo ascolto. Questa cosa succede con la musica, perché quando tu non riesci a fare un ritmo, non riesci a raggiungere un giro melodico, non riesci a raggiungere una nota, ti dà fastidio, anche se sei giovane, perché sai dove vuoi arrivare. E quando cominci ad ascoltare l'insegnante, il professore di che c'è, capisci che se ascolti un'altra persona, se segui l'indirizzo di un'altra persona, forse magari non è così sbagliato mettere sempre in dubbio ciò che ti dicono gli altri, e allo stesso tempo al contrario
ti crea anche la capacità di dire no, aspetta, ma questo sta dicendo una cavolata o sta dicendo una cosa interessante da valutare, magari non sono neanche in disaccordo, ma la valuto semplicemente perché mi sembra ragionevole, ecco. Valida. Ascolta Giovanni, qui vuoi salutare tu invece? Nonni? Io saluto i miei nonni e i miei genitori che dovrebbero essere nonni, entrambi. dai, nonni? I miei nonni Aldo e Agnese, li saluto. Anche noi e i genitori? Elisabetta e Antonio. Ricorda più i nonni che i genitori fra ma poco. sono un attimo dai, che emozionato. scherzo, dai che scherzo. Andiamo a vedere anche l'altro video di questa scuola di Susanna Zanellato. Andiamo a vedere veramente questa vocal coach che ha parlato veramente con il cuore e che crede nei giovani. Andiamo a vedere. In ogni voce c'è un'emozione, un talento che cerca la sua direzione. Qui nasce il suono di un sogno che va tra cuore, passione e professionalità. Una guida vera, esperienza e calore. Susanna è l'anima, mente e cuore. Dal primo respiro a un grande traguardo, ogni allievo diventa un artista sul palco. Cuore musica, dove la voce diventa arte. Una famiglia unita, presente in ogni parte. Con Susi al fianco, tutto è possibile. Cresciamo insieme, con metodo infallibile. Cuore musica, oltre la tecnica c'è di più. Autenticità, crescita e virtù. Dai più piccoli ai più grandi con dedizione. La nostra voce canta ogni emozione. Cuore musica. Molto bello, veramente bello, anche perché sono cose che fanno bene all'anima e al cuore, sentire questi ragazzi, vedere queste insegnanti, capire l'importanza di credere nei giovani, perché è quello che io cerco di fare tutti i giorni, voi lo sapete, perché io credo molto, sono il nostro futuro e forse anche voi, quelli che veramente inveiscono contro questi ragazzi, forse dovete capire che stanno lottando anche per voi, che siete a casa belli seduti sul divano con tutti i vostri agi, e loro veramente scendono nelle piazze per difendere anche voi, soprattutto l'ambiente. Come ci saluti, Susanna? Allora, niente, io volevo intanto dire che questa scuola è aperta, l'abbiamo rifatta con uno spazio molto più grande, proprio un mese fa l'abbiamo inaugurata. E si trova a Piove di Sacco, in via Provinciale 30, e ci trovate nei social, Facebook e Instagram. E niente, noi aspettiamo le belle voci, perché cerchiamo proprio, ripeto, i talenti sia dagli 8 anni ai 70. Ma li andiamo a cercare nei parchi, magari li troviamo anche là, i talenti, cosa dici? Trovare. Anche nei parchi magari. Dappertutto si possono andiamo a trovare, certo. Grazie a Susanna Zanellato, grazie a Giovanni Verardo, poi entreranno altri giovani con un altro ospite, grazie, pubblicità. Allora saluto e ringrazio Giorgio Bughetto, presidente del Doge, che voi conoscete, ci racconterà ancora cosa ha fatto, ma tante altre storie, mi hanno scritto così, ma poi sentiremo Giorgio. Ed è tornato invece, è venuto adesso Mattia Carnelos, giusto? Tastierista, sempre di questa band molto bella, importante, avete sentito, siamo riusciti a emozionare anche Giusy, quando ha visto questa capigliatura, è tornata ai suoi tempi. Allora, Giorgio Bughetto, cosa vuoi dire a questi ragazzi? Io so che tu credi molto nei giovani, stai facendo anche determinate mostre su loro, prego. Sì, i giovani sono importanti, l'importante appunto è anche che i giovani capiscono anche l'importanza della storia. Perché raccontando la storia si raccontano anche naturalmente i giovani di una volta, i giovani di adesso e i giovani di un domani. Ma è importante anche capire le proprie radici, perché da là parte tutto e soprattutto anche i valori. Questo è importante della storia. Sentiamo cosa ne pensa questo ragazzo. Sono sicuramente d'accordo. Anzi, la musica che facciamo Carnelos, noi... tastierista, spieghiamo bene.
E sono molto d'accordo, anzi la nostra musica appunto si chiama Roots Music, forse prima non l'abbiamo spiegato. Mattia, il mio collega, diceva che era la musica che si ascolta qua e qua. Ma roots, nella sua traduzione in italiano, vuol dire proprio radici. E quindi per noi la roots music è questo, scoprire anche le nostre radici, per quanto questa musica arrivi dall'altra parte del mondo. Però noi siamo molto appassionati anche di quello che per noi è la musica locale, ma la musica storica delle nostre zone, insomma. Senti Mattia, quando hai capito anche tu che avevi questa indole, ecco, questa voglia, ecco, di suonare, di ascoltare la musica? Io ho iniziato a 8 anni a prendere lezioni di pianoforte. È capitato per caso, per sbaglio, un amico ci aveva chiesto ai miei genitori di tenere un pianoforte in garage perché stava facendo un trasloco, e io lì mi sono avvicinato allo strumento e ho iniziato a suonare. E allora lì ho intrapreso il percorso di lezioni di musica, che è andato avanti tutta la vita, non si smette mai alla fine, fino a insegnare io stesso ai bambini poi. Non pensi che forse a qualche bambino basterebbe una tastiera, una piccola tastiera, sì, per iniziare a muovere? Non hanno manualità per forza, sempre seduti, non fanno niente, cioè trovano tutto pronto, telefonino, vai, giochino, vai. Cosa il piacere di avere, io ai miei studenti, ma soprattutto ai genitori, lo dico sempre, anche perché insegno anche pianoforte, dico sempre di tenere sempre la tastiera a portata di mano, perché per il bambino, per il ragazzino, sapere che con le sue mani fa uscire un suono, una melodia, qualcosa, è già un passo che lo può far appassionare e può fargli sentire di star creando qualcosa di suo, no? E quindi è importantissimo. I genitori? Quanto importante è stata la famiglia per te? Ti hanno supportato? Mi hanno sempre supportato tantissimo in quello che facevo e tuttora in quello che faccio nella musica. Ma anche a loro piaceva la musica? Sei nato con la musica? No, sono nato abbastanza con la musica in casa. Poi sì, i miei genitori sono appassionati di canto, mio fratello canta, mia sorella canta, anzi canta con noi. Perché te l'ho chiesto, Giorgio, lo racconto tante volte. Io ho un amico che mi ha raccontato una storia bellissima, quella del nipotino di 4 anni che era al bar. E a un certo momento questo bambino tira il nonno per la giacca e gli dice: nonno, hai visto che c'è un Picasso appeso al muro? Picasso appeso al muro? Sì, nonno, vieni a vedere. Infatti c'era una stampa di Picasso, 4 anni. Ho detto, Madonna. Ho detto, ma è perché mia nuora lo porta a musei, gli spiega i quadri. Lei quando ha tempo libero, lei lo porta a visitare i musei. Allora voi pensate che un bambino è piccolo, non capisce niente. No, il bambino forse capisce di più a 4 anni che magari non a 10, perché è una spugna il cervello, assorbe. E questo bambino a 4 anni, grazie a questa mamma, che io veramente dico che fortuna questo bambino meraviglioso, che ha la pazienza di capire che forse la bellezza, l'arte, che salverà il mondo se ce lo lasciano, perché c'è qualche pazzo in giro, anche più di uno, che forse, ecco, dobbiamo anche stare attenti, perché veramente, però speriamo. Ecco, cosa pensi? Quanto importante è raccontare la storia? Io ti vedo quando vengo a trovare tu. Importantissimo, importantissimo, perché anche appunto i ragazzi, se la sai raccontare, perché tutti pensano che la storia sia noiosa, invece se la sai raccontare la storia ti apre un mondo e soprattutto ti fa diventare un veggente, perché la storia si ripete sempre. E quindi è là che scopri che praticamente non c'è nulla di non scritto, perché è tutto scritto, noi lo dobbiamo solo leggere. Poi, come diceva lui, il discorso anche della musica, le frequenze sono importantissime, perché a seconda delle frequenze puoi creare rabbia, violenza, oppure tranquillità e rilassamento. Questo è il discorso delle frequenze, importantissimo nella musica. Io avevo fatto di studi tantissimi anni fa, proprio anche su questo discorso qua, perché se noi guardiamo che le frequenze si sono alzate soprattutto nel periodo dei partiti totalitarismi, quando sono usciti Hitler, Mussolini e quant'altro, là la musica è cambiata, è diventata più ritmata, più potente, perché dovevano dare l'input diverso di una musica rilassante, no? E tranquilla. Quindi là è cambiato molto il discorso. E là è quello che insegniamo anche noi, che insegno io, insomma, sulla storia.
Come sono andate le tue mostre, le ultime mostre che hai fatto? Chi è venuto a vederti? Perché quella di ci Venezia- impegni, cioè veramente impegni tanto del tuo tempo e soprattutto quello spiegare, ecco, se avete proprio la possibilità andate a trovarlo perché merita veramente, perché riesce a fare delle cose incredibili. Sì, beh, Giorgio. io cerco sempre di spiegare la parte che non è scritta e questo lo apprezzano le persone che vengono là. Anche quello di Venezia, raccontando anche per esempio che la scoperta dell'America è stata fatta prima naturalmente dai Fenici, dopo dai Vichinghi e poi dai Veneziani. Lo stesso Colombo si è basato su una mappa veneziana per trovare le Americhe, quindi, che a noi ci raccontano delle elementari alle medie, invece che lui si è sbagliato, pensava di andare nelle Indie ed è andato nelle Americhe. Anche là troviamo una storia molto diversa. E quindi abbiamo avuto un bel riscontro sia in quella di Venezia e anche quella del mondo manga, perché anche là sono partito dal periodo Edo, cioè raccontando proprio la storiografia di manga, come sono nati, le loro storie, i loro personaggi, come sono nati i personaggi. Non un fumetto e basta, cioè in tutto c'è una storia e bisogna saperla raccontare. Allora, sentiamo cosa ne pensa delle parole che ha detto il nostro Giorgio Bughetto, Mattia Carnellos. Cosa ne pensi? Parlava di frequenze, Giorgio, di come sia importante, di come le frequenze riescano a determinare poi il ritmo, il stato d'animo della musica, il ritmo, le frequenze, tutte queste cose. E appunto su questa idea che noi abbiamo creato quest'album. Facciamo vedere, certo. Questo è il nostro Dallo che lo faccio vedere io. Eccolo qua, così lo inquadriamo bene. Esatto. Questo disco si chiama When the Rain Falls e spiego per i nonni, anche i miei, che saluto. Bravo. Che è una domanda, il titolo di questo album, e la domanda è: quando la pioggia cade, cosa fai? E cosa vuole raccontare questo disco? Racconta un po', è strutturato su una giornata, una qualsiasi giornata, anche di quelle che stiamo vivendo nelle ultime settimane, ahimè, dove arriva il temporale. Quindi è una giornata che parte con delle frequenze molto serene, quindi è una giornata di sole, il sole splende in cielo, poi piano piano alziamo le frequenze, abbassiamo i toni e inizia a arrivare il temporale. Quindi raccontiamo questa storia del temporale che arriva, della grande tempesta che arriva e poi chiaramente, come tutte le cose, passa e torna fuori il sole. E questa domanda qui, questa idea della giornata di sole in questo album per noi è un po' una metafora, è come vuol dire, parla di come reagiamo personalmente ma anche come collettività a un evento imprevisto che può essere qualsiasi cosa, una disgrazia o anche una gioia anche. Esatto. Un'emozione forse. Esatto, è una domanda importante, soprattutto perché non parla di individualità, non ci concentriamo su come reagiamo personalmente, ma come reagiamo come collettività, e per noi è importante questa cosa qui, ovvero per noi la libertà, per il nostro senso, è la partecipazione, ma la partecipazione è fatta collettivamente, quindi staccarsi dall'individualismo, dal volerci magari tutti quanti chiusi sui nostri schermi e queste cose qui, ma guardarci negli occhi e unirci. Unire le forze, vero? Sicuramente, sì. Giorgio, hai visto questo bellissimo disco, però le immagini. Io ho visto delle immagini veramente belle che fanno tornare proprio ai tempi quando siamo nati, i fiori, le api. È cosa che sta completamente ormai sparendo, dobbiamo stare attenti. Queste sono, scusa, le illustrazioni le ha fatte una nostra amica spieghiamo artista. Che sono molto belle le illustrazioni, anzi ve le rifaccio vedere perché sono tornati alle illustrazioni. Si apre, si guardano, vanno guardate tutte e due insieme. Ecco qua, guardate anche questo, facciamo vedere anche questo. Opla. Ecco qua. Le ha disegnate questa nostra amica. Questa è la nostra foto, questi siamo noi in studio. Ecco qua, e guardate, i fiori, le api. Il vinile, questo tornato il famoso. Allora Giorgio, cosa vuoi dire? Queste immagini, guarda che belle, guarda. Sono i disegni di Emma Micheletto. Sì, ecco, così, salutiamo, anche perché veramente complimenti Emma. Ritornare alle origini, praticamente i primi album che erano disegnati sono tornati, dopo sono arrivati naturalmente le foto e poi adesso qua ritornano naturalmente le immagini, che è la storia del disco alla fine, quindi se uno sa vedere
è quello che c'è dentro, giusto? Queste immagini cosa ti dice? Come ti emoziona questa immagine qua, Giorgio? Beh, qua vediamo appunto una scena di vita, perché possiamo vedere appunto la tristezza che può essere, tra virgolette, anche portata però nella leggerezza della barca, della cosa. Poi naturalmente l'udire, quindi il sentire la parte dedicata alla musica e quindi rilassarsi con la musica e passare delle cose in compagnia, perché le candele sono sempre un discorso di riunione, no? Esatto. Può essere un discorso di compagnia. Questo è Hai indovinato? Sì, dai, ha indovinato. In parte? In parte sì. Tu invece come interpreti? Ah no, ha detto tutte cose giuste. La leggerezza per noi è data da questa libellula, che è un simbolo di leggerezza e di libertà senz'altro. Se ne vedono pochi ormai. Esatto. E dalle nuvole senz'altro, sicuramente. Ascolta, quello che volevo anche chiederti, Mattia, cos'è la rabbia? Trasformare la rabbia in musica, in dolcezza, ecco, questo riesce a fare il suono, no? Sì. Questa rabbia che tu un po' alla volta riesci a gestirla in maniera diversa, suonare, non violenta, ma... Esatto, prego. Suonare uno strumento, come diceva Giovanni, fra l'altro, che è un aiuto, perché riesce a darti una valvola di sfogo, senz'altro, sicuramente. E quindi poter suonare, cioè a me è successo tante volte di aver magari avuto brutte giornate, però di rilassare tutto quanto sedendomi al pianoforte e suonando. Io è quello che poi passo anche ai giovani, chiaramente ai bambini. E io lo dico, avere sempre, anche ai genitori, tornando al discorso dell'avere sempre la tastiera fuori, pronta, disponibile, non sotto al letto e pronta solo per studiare quando bisogna fare lezione. Permette al bambino di crescere con un porto sicuro dove sa che può andare a parare, dove può andare a rilassarsi e Senti Mattia, ti ricordi, forse non so se l'hai sentito, quel ragazzo che si era messo con un pianoforte, suonava nelle piazze della città, poi è sparito, non so il perché, ma è sparito. Ecco, forse far capire che oltre al chiuso abbiamo bisogno dell'aperto, abbiamo dei posti bellissimi in tutti i sensi, in tutti i posti, dove poter mettere questi strumenti e suonare il pomeriggio, suonare il mattino, suonare, ecco, non a pagamento ma gratuito direi, visto che facciamo, ecco, forse un regalo, mettiamo le pezze dove qualcuno non riesce a metterle. E invece noi teniamo tutto chiuso, ad esempio i teatri, io dico sempre ma apriteli questi teatri, apriteli al pomeriggio per i diversamente giovani, lo chiamo così, perché ho sentito i numeri delle università della terza età, io ho avuto un centenario, addirittura non vedente, ipovedente, che lui è curioso, infatti avevo anche il direttore dei musei veneziani che l'ha invitato a vedere, lui ha detto vengo subito, questa voglia di vivere. Ecco, invece è tutto chiuso, tutto a pagamento, come diceva. È il caso che anche voi cominciate un po' a spingere e far capire che forse le cose devono essere diverse? Mirella, io penso che situazioni, come si dice, virtuose ce ne siano molte, solo che magari non le conosciamo. Io stesso da giovane avevo 12 anni quando ho iniziato ad andare in sala prove, avevamo chiamato la sala prove comunale, avevamo chiesto informazioni per telefono, e ci fanno sì, sono tot soldi al mese, e ho detto cavolo, vabbè dai, riusciamo a mettere da parte qualche monetina, ce la facciamo in 5 a entrare in sala prove. Poi quando abbiamo fatto l'incontro per conoscerci di persona, ci hanno guardato questi signori che chiaramente erano più vecchi di noi, e ci fanno ah ma siete così giovani, ma allora no, cioè prendete le chiavi e entrate quando volete. Quindi sicuramente c'è possibilità di avere queste situazioni anche gratuite dove poter suonare, dove poter ritrovarsi. Anche perché intrighi la persona, al chiuso non viene, non solo ti vede. pubblicizzarle bene. Cosa vuoi dire? Anche tu una fatica enorme, finalmente sembra che adesso, intanto in Regione è cambiato qualcosa, abbiamo un ragazzo giovane, vedremo se veramente farà quello che ha detto che vuole fare. Come vedi la situazione, questa fatica di entrare nel circuito se non sei un cognome famoso? Quello è difficilissimo, fai fatica a entrare dentro perché se non sei conosciuto hai il tuo iter da fare, però io non mi fermo davanti a niente, quindi procedo. Infatti sono stato già a parlare anche con la Regione Veneto
E devo dire che è cambiato la cosa, è cambiata molto, perché adesso c'è anche l'assessorato alle radici venete. E io soprattutto faccio proprio una parte dedicata di storia alle radici venete. Fa magari anche radici europee, no? Solo venete? Ma i veneti sono in tutta Europa. Ah, ecco. E quindi prendiamo tutta Europa, perché i veneti abbiamo ceppi veneti addirittura in Vandea. Spiegalo bene, fa una cortesia. Noi abbiamo ceppi veneti in Vandea, in Francia, quindi addirittura in Portogallo, in Spagna, e 2 ceppi veneti li abbiamo anche in Inghilterra. Infatti io porto sempre l'esempio, no? Quando Tolkien ha scritto il famoso libro Il Signore degli Anelli, se l'avete visto penso quasi tutti, c'era un famoso, il condottiero va a chiedere aiuto a chi? Ai signori di cavalli. E i veneti erano il popolo dei cavalli. Poi i romani hanno combattuto, e qui ne parla anche naturalmente Cesare, hanno combattuto anche i Pitti, che non era il nome esatto Pitti, ma li chiamavano i romani Pitti perché erano pitturati di azzurro, che era il colore dei veneti. Quindi abbiamo una storiografia enorme in tutta, dopo abbiamo naturalmente anche in Germania, ne abbiamo anche in Austria, ne abbiamo anche nei paesi come Romania, Bulgaria. I veneti erano stanziati dappertutto, soprattutto era uno dei pochissimi popoli che si faceva cremare, non tumulare. E quindi hanno trovato vestigia dappertutto. Perciò noi siamo europei al 100%. Sentiamo Mattia, cosa dici di questo racconto, di questa storia? A me appassionano queste storie. Vero? Sulle nostre radici, sulla nostra storia, effettivamente. Che dire, sono curiosissimo di partecipare a una qualche mostra, un qualche incontro in merito sicuramente. Quella a fine settembre sarà dedicata proprio a Treviso, alle sue vie, perché molte vie di Treviso hanno un significato, sono cambiate tantissime volte, però hanno un bel significato storico. E soprattutto, come per esempio, che questa non lo sapevo, corna rotta, perché deriva dal fatto di corno rotto, cioè via troncata. Cosa che altrimenti non riesci a capire se non la studi, non la vedi, non la... Sai che ti dico che fai bene? Perché io qualche volta avevo iniziato con i sindaci a dire perché si chiama così il paese. Purtroppo ho visto che mettevo qualcuno in difficoltà, ho detto aspetta che... Non lo sanno mica, non tutte le volte. Anche ho trovato persone preparate. Treviso, io mi sono scontrato tante volte anche cose, pensano siano nate da Tarvisio, ma il nome è Trivisi, che vuol dire è praticamente un dio veneto dai 3 visi. Quindi la città è nata dai veneti, poi 1000 anni dopo sono arrivati i romani, hanno cambiato in Tarvisium, quindi in Treviso. Ma la parte storica di tantissimi paesi deriva dal nome, per esempio, Veneto, mettiamo Lovadina, deriva dal nome Lupadina, che vuol dire terra dei lupi. Perché molti mi dicono, ma qua c'erano i lupi, c'erano gli orsi. Avete capito? C'erano tantissime. Cioè adesso torna il lupo, tutti hanno terrore. Ma questa è bella, bellissima questa. Avevamo i lupi e gli orsi, Orsago, il nome Orsago nasce perché era la terra degli orsi. Perché non le dicono ste robe, scusa, a scuola non le raccontano? Perché hanno paura di capire e sapere cos'è il Veneto. Meglio che andiamo a sentire questa musica di questi ragazzi, andiamo con un altro video. Prego Italo. But some live in bliss, some spread it out, but some are sealing their bliss. I have a doubt now, give me an answer. I really need it, so I will it be. Back to the go, rise, rise, back to the go, rise, rise, back to the go, rise, rise, back to the go, back to the go, Allora Giorgio, cosa ne pensi di questa band, di questi ragazzi? Poi conoscerai anche gli altri che sei entrato dopo tu. Sono tornati agli antichi suoni di una volta, praticamente ritmati, tranquilli, i suoni ancestrali che
naturalmente abbiamo tutti quanti dentro e che tutti possono capire e che purtroppo, come ti dicevo prima, sono stati completamente stravolti negli anni 20, 30 e 40. Però io dicevo prima a questi ragazzi che mentre sentivo questa musica mi veniva spontaneo di muovermi, anche se non dovrei farlo, ma ti viene spontaneo. Certo. È una musica che ti intriga. È ritmata, quindi parte l'ancestralità. Cioè il corpo sente il ritmo, c'è niente da fare, l'orecchio, il cuore, come diceva Mattia. Tutti i popoli avevano il proprio, naturalmente, suono, la propria, chiamiamola band, la propria musica, ma era ritmata. Non era una cosa cioè, che ti alzava le tonalità del corpo, ma te le abbassava e ti portava a dare, a parte quando naturalmente entravano in guerra, la cambiava la tipologia del suono. Però nel momento in cui c'era la festa, questa era la musica che suonavano, bene o male. Vai. Diciamo che i canti popolari si basano soprattutto sul ritmo e la voce, quindi canti, quindi come si dice? Gioia. Di gioia, ma anche di tutti i giorni, vita di tutti i giorni, no? Però perché il ritmo? Perché, come mi insegna il nostro Giovanni che abbiamo ascoltato prima, cioè è stata la prima cosa che l'umano è riuscito a sentire. Cosa ha sentito per la prima volta? Il battito del proprio cuore. È riuscito a riprodurlo, riuscendo a battere su una superficie, su una pelle tirata di un tamburo, e quindi questa cosa qui, questo è anche poi la base della musica che facciamo noi alla fine. Poi da ricordare anche un'altra cosa, scusa se ti interrompo, da ricordare un'altra cosa, che i tamburi erano sacri. E quindi il ritmo dei tamburi era importante. Se tu vai su qualsiasi tipologia, anche i kodo, che sono i tamburi sacri giapponesi, entrano proprio nel discorso sacro. E i tamburi, quindi le musiche, erano anche considerate sacre. Io sono il tastierista di tamburi, poi facciamo rientrare Giovanni, che è il percussionista super appassionato. Di tamburi con Giovanni. È bellissimo ascoltarlo. Poi i canti popolari, c'è uno in particolare che mi ha sempre affascinato molto, che riguarda in realtà la storia recente, più o meno, e riguarda anche le nostre radici venete, ovvero il canto dei battipali. Ah, sì. È un canto che i battipali erano questi omoni grandi, alti 2 metri, che battevano i pali in laguna con questo strumento pesantissimo, e per darsi il tempo batteva, nel battere questo palo, cantavano, e cantando riuscivano a darsi il tempo a lavorare, e passavano così intere giornate, chissà, anni e mesi. Poi in realtà fino agli anni 60 penso siano stati utilizzata questa modalità, e questa cosa è affascinante perché lì non c'è una cultura, cioè non c'è un testo magari che viene tramandato, ma è proprio improvvisazione pura, e quindi è quasi una cosa blues, no? Quando si inventavano gli schiavi. Che forse dobbiamo capire chi sono questi ragazzi diversi che vediamo seduti nelle panchine. Molte volte io mi avvicino e stanno ascoltando musica, quasi tutti, non stanno parlando con qualcuno, stanno ascoltando musica. Io ho un banco solidale e quando arrivano queste mamme, questi bambini, questi giovani, perché il banco solidale non ha colore, e loro arrivano ballando, danzando, le borse della spesa se la mettono in testa, e loro continuano a ballare, a danzare anche quando escono, sono sempre gioiosi, sono sempre tranquilli. Ecco, forse dobbiamo imparare anche il rispetto del vivere sereni, loro sono sereni, i bambini non piangono mai, i nostri urlano sempre, questi bambini non piangono mai, loro si alzano, si abbassano, prendono, tranquilli e beati. E delle volte le nostre mamme chiedono a loro: ma cosa ha questo bambino qui, come mai non piange? Poi è il tuo che non è normale, noi il suo, attenta a quello che dici, perché stai dicendo una cosa molto importante. Questo bambino è sereno, è tranquillo perché è sereno, e questo danzare di queste mamme, anche senza musica, non è obbligatorio avere la musica. Loro hanno questo nel sangue, proprio nel loro DNA, c'è questo movimento, c'è questa voglia di vivere, di stare sereni in allegria. Io è dal 2010 che ho questo banco solidale, l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico,
E devo dire la verità che ho imparato tantissime cose. Ho imparato cosa vuol dire socializzare, includere queste donne che aiutano le nostre nonne, magari a volte le accompagnano, queste nonne che non hanno più paura di questa persona diversa, perché si confrontano, c'è il dialogo. Ecco, quanto importante è dialogare, far capire chi sono. E dobbiamo capire che dovremo fare questo prima o poi, dovremo dialogare con il diverso, con il ragazzo, con la ragazza, con la donna, con l'uomo. Quanto importante sarà il dialogo in futuro, secondo te? Io spero sempre di più, perché ci stanno abituando al contrario, purtroppo. Quindi quello è il nostro messaggio, appunto, come ti dicevo anche prima. Dialogare e stare insieme è quello che fa poi la libertà, la coscienza, la consapevolezza di tutti quanti, di ogni persona. È importantissimo. Sì. Ascolta, chi vuoi salutare, Mattia? Saluto sicuramente i nonni, che spero mi stiano guardando, li ho invitati. Si chiamano? Nonno Lino e nonna Elidia, la mamma, il papà, i familiari. Tutti quanti? Tutti quanti. Allora, grazie. Allora lasciamo il posto al ragazzo, a Mattia Sandron. Vieni Mattia. E poi andiamo anche con un altro ragazzo, Giovanni Verardo. Sentiamo un po' tutti il Martino Barbon, se ci sono. Ecco, qua vedi che ti danno la mano subito. Cosa ne pensi, Mattia, di quello che ha detto Giorgio, di questa storia raccontata? Vi intriga, vi appassiona? Cosa vuoi dire? Ma io dico che un popolo che non conosce il proprio passato non ha un futuro e quindi non si può che apprezzare cose di questo tipo. L'importante è magari non fossilizzarsi troppo sul passato, ecco, e trovare sempre uno spunto per andare oltre. Questo sì. Giorgio? Beh, per me appunto il discorso sì, è importante andare oltre, però come dice lui, appunto, se non sai niente del tuo passato non puoi neanche avere un presente, non puoi pensare al futuro. Perché ricordiamoci che anche nel passato le genti, soprattutto i veneti, erano molto permissivi, permettevano e soprattutto non entravano in guerra. Perché il popolo veneto non era il popolo romano che conquistava, ma conquistava commercialmente. La Serenissima. Ma no, anche prima i Veneti. Prima. Perché i Veneti avevano stalli e avevano naturalmente anche porti dove scambiavano le merci, vendevano le merci, però mai combattendo. Combattevano nel caso attaccassero i propri domini. Ma i Veneti è stato un popolo che è stato sempre aperto a tutte le popolazioni. C'è una bella, per esempio, un bel aneddoto che prende dentro il doge Dandolo, no? Quando la Serenissima è stata scomunicata dal Vaticano perché faceva affari con i musulmani, il doge ha detto: santità, i bessi non ha colore. Questi scambi non hanno colore di pelle. Hai capito? Quindi diceva, i soldi non hanno colore di pelle. A noi ci c'è da essere il commercio, non il colore della pelle. Questo è l'intero animo del veneziano e dei veneti. Perché anche ultimamente, diciamo negli anni 60, 70, 80, hanno commerciato con tutto il mondo, senza essere interessati al colore della pelle o del colore politico delle persone. Russia, Cina, e la Russia negli anni 60 era, diciamo, un totalitarismo. Come mai siamo diventati così chiusi, così paurosi? Perché eravamo aperti una volta, molto accoglienti anche. Cosa è successo? Quando tra virgolette ti attaccano, quindi entrano dentro a flotte, il vento si chiude invece di essere aperto. È una cosa che ho notato io proprio. Il discorso è che quando tu ti trovi in minoranza e ti trovi soprattutto ultimamente a non avere più un commercio come prima, la gente si lamenta molto spesso, molto di più, e diventa molto più aggressiva. Non ci sono bessi. Questo è proprio, io parto da un presupposto, io sono nato negli anni 60. Nella mia famiglia non c'erano soldi e quindi mangiavi quello che c'era. E ho visto anche il cambiamento, qua è arrivato praticamente il discorso di stare meglio. La gente è cambiata.
perché prima c'erano le porte aperte a tutti, tutti erano disponibili con tutti e poi questa cosa si è chiusa, soprattutto adesso che mancano i soldi. La gente è ancora più cattiva. Come commenti Mattia quello che ha detto? È vero, riscontri quello che dice Giorgio oppure tu la vedi in maniera diversa? No, possiamo tracciare un parallelismo se vogliamo, nel senso che tu prima hai detto che la Serenissima conquistava con il commercio, che è un po' quello che almeno vediamo nel mondo moderno, solo che magari invece di avere le merci come beni di primo, come era magari a un tempo, perché chiaramente c'era un'altra mentalità, adesso abbiamo più prodotti tecnologici, ad esempio i social. Superfluo. Sì. È amplificata in maniera diversa. Esatto, che non sono cose di così fondamentale importanza, però alla fine tutto quanto il mondo adesso è costruito sopra queste cose qua. E alla fine è una sorta di conquista, perché ad esempio se ci volessimo interfacciare con questi sistemi qua, con queste tecnologie, dobbiamo imparare a programmare, a codificare. La maggior parte di questi codici hanno lingua inglese, perché giustamente sono tutte cose che partono più da paesi come l'America, queste cose qui, questo proprio a livello di tecnologie virtuali, ecco, il digitale. E quindi vedo questo parallelismo, insomma, così su due piedi direi che questo è interessante. Poi bisogna capire dove si porterà poi questa cosa qua. E questi atti di vandalismo che vediamo ormai quasi quotidianamente, come li interpretate voi? Questa rabbia di distruggere anche cose sacre, entrano nei cimiteri, come li vedete? Cos'è questa forma di rabbia così sconvolgente per qualcuno? Se ci mettiamo così a pensare, magari molti gli viene in mente gli atti di vandalismo fatti da certi tipi di organizzazioni pro ambiente, magari andare a vandalizzare certe opere d'arte, certe statue in città più grandi, eccetera, ma anche semplici atti di vandalismo così nei confronti di monumenti storici che magari stanno lì, non hanno mai significato nulla di grosso, ma comunque giusto per fare l'atto. Io credo che siano cose poco sensate da fare sostanzialmente, non ci si trova un vero motivo, neanche una soddisfazione, magari sono atti goliardici fatti così tanto per fare, ma non saprei neanche onestamente. Ma in un momento così dovrebbero anche capire, perché io sono dell'idea che non è che non sappiano quello che fanno, è questa rabbia repressa che la manifestano in questa maniera, facendo poi un danno a tutta la collettività, perché poi danneggiano la comunità alla fine. Sì, perché poi alla fine ti fai più nemici, cioè se vai a imbrattare una statua, per dire, non stai facendo niente. Cioè, di fatto, non stai convincendo una persona, non stai parlando con una persona, stai gettando addosso vernice a un pezzo di cemento o quello che è. Questo ti crea una spaccatura, perché magari c'è chi interpretando il gesto, ma attenzione, solo il gesto, non la comunicazione, non l'idea, può farsi un'idea, ok? E quindi può a caso, quasi a caso, dire questo forse la pensa come me, ma basandosi solo sul gesto. Se non c'è una comunicazione, si parlava prima, il dialogo. Non viene fatto, non c'è un dialogo, non esiste questo dialogo e quindi di conseguenza non si trova una via d'uscita. Continua a essere una spirale. Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, 10 minuti che sono qua. Vai, dai Nadia. Va bene, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, sabato mattina mi sono svegliata con un canto, con una musica. Hanno fatto un concerto alla centrale di Silea per il solstizio, lo fanno ogni anno. È vero. E la musica, svegliandosi al mattino con la musica, è tutto diverso, anche se fa caldo. Comunque, volevo chiedere al signor Bughetto il significato di Silea
che una volta si chiamava Melma. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, mi dispiace sei atteso così tanto, ma non me l'avevano passato, non ho sentito. Vai tranquilla Nadia, comunque ce l'abbiamo fatta. Allora Giorgio, Silea, Melma, fiumi, tutti e due. Silea deriva dal longobardo, perché è stata fondata dai Longobardi, e dal nome Melm, che non vuol dire fango, ma vuol dire sabbia fine. Poi è stata cambiato, trasmesso praticamente in maniera non consona nel Medioevo in Melma. Poi è stato cambiato nel 1936 con Regio Decreto in Silea, perché erano stufi i sileani di farsi chiamare Melmani o Melmosi. Fiume Melma? No, non è del fiume Melma. Vedete che non c'è il fiume Non è il fiume Melma. Melma, perché il Melma è nato dopo praticamente. Il Melm sarebbe proprio una parola longobarda che vuol dire sabbia fine. Perché? Perché c'è il Sile e la sabbia era fine. E quindi Silea gli è stato dato questo nome. Infatti la chiesa che c'è attualmente a Silea, che è quella appunto dedicata a San Michele Arcangelo, è quella più vecchia, perché è più di 500 anni di Silea. Quindi anche là ho fatto una storiografia, quindi ho cercato tutti i nomi di tanti paesi, come per esempio, prima si parlava di Oderzo, no? Tutti lo conoscono come Opitergium, invece il vero nome è Opterg, che vuol dire piazza del mercato nel Veneto antico. Poi quando sono arrivati i romani mi hanno messo il nome Opitergium, ma tutti i nomi, una buona parte, sono veneti, gli antichi veneti, e poi cambiati naturalmente in varie fasi. Claudio, abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. La Repubblica di Venezia è stata una prima forma di democrazia, però ricordo che fu una democrazia dove votavano solo, come adesso votassero solo gli artigiani, i banchieri e gli industriali. Votava solo il patriziato, perché c'era questa forma di continuare a rimettere su i rampolli delle famiglie, nel senso che quando c'era da rifare il doge andavano in piazza e trovavano un bambino che giocava e lo chiamavano il ballottino, che poi faceva parte del governo, e questo cavava le balle con dentro, le palline con dentro i nomi, ma i nomi erano sempre delle famiglie patrizie. La cosa veniva svolta in più volte, veniva fatto più volte a votazione per evitare forme di abusivismo, però era una democrazia dei ricchi. Buona giornata signori. Grazie Claudio, buona giornata anche a te. Quanto ti appassiona sentire Mattia quello che sta raccontando? Cioè vi intrigano queste cose? Avete piacere di aver conosciuto Giorgio Bruletto? Poi lasciamo il posto anche a un altro ragazzo. Sì. Vai. Allora, è interessante senza dubbio. Per me viene un po' difficile cogliere, perché sento che vi ho menzionato paesi vicino qua in zona, però io non sono del Veneto. Quindi Da dove sei? Del Friuli, da Pordenone, dalla provincia di Pordenone. Sì, non sono distantissimo. Sì, non sei distante. Però... Furlan? Furlan? Abbastanza vicino, perché era sotto la Treviso Pordenone. Ecco. Nell'epoca appunto feudale. Hai capito? Vai. Sì. E quindi sì, interessante e assolutamente sempre bello capire nuove cose, quindi sai, io posso solo che ringraziare onestamente. Torniamo alla musica, l'importanza di credere, di avere questa, che è un hobby, ma è un hobby culturale molto importante, ti fa crescere, soprattutto il rispetto, le regole, perché anche personale ci vuole rispetto e regole, rispetto dello strumento, regole. Prego, cosa vuoi dire? Che la cosa forse che si dà per scontato, però è la cosa più importante, è che alla fine quando facciamo queste cose non sei da solo. Cioè tu sei insieme con delle altre persone, cioè, a me piace la band, insomma, a me piace chiamarla una sorta di famiglia, cioè siamo tutti fratelli o sorelle, e quindi ancora prima di capire lo strumento, capire le dinamiche della musica o gli aspetti tecnici, devi prima tener conto che tu sei una sorta di famiglia, cioè che hai delle persone che magari non sempre la pensano come te, o magari la pensano come te, o magari hanno un'altra idea ancora diversa, e quindi c'è sempre bisogno di un confronto, e questo alla fine, volenti o nolenti, ti fa crescere, cioè
ti accompagna lungo tutta l'avventura, insomma. E poi alla fine vengono fuori lavori come questi, cioè, come ha detto anche Matt prima, Mattia, il senso della partecipazione, cioè quello che raccontiamo nella musica è una sorta di riflesso di quello che alla fine viviamo anche noi. E quindi è questo, cioè saperlo mettere, imprimere su vinile. Sentiamo Italo, vediamo se è Italo Guglielmo, pronto? Sì, cara. Eccolo cara, qua il Mirella. nostro Italo, ciao Italo Guglielmo. Sono proprio io. Intanto voglio salutare anche i tuoi ospiti. Grazie. Mirella, volevo dirti una cosa. Oggi, per esempio, ho imparato tante cose che non sapevo. Quindi, voglio dire, la televisione può essere anche istruttiva, ma chiaro che dipende da chi la conduce e dagli ospiti che invita. Quindi oggi veramente ti do 10 lode, Mirella, ma non perché io le altre volte ti dia di meno, perché, ripeto, ho imparato tante cose che non sapevo e indubbiamente la cosa mi fa molto piacere. Tornando un attimino indietro e parlando di dialogo, vedi Mirella, io penso che la televisione qui abbia una grande responsabilità, perché attraverso la televisione la gente si è anche isolata, si è ritirata, aveva la compagnia, sentiva persone parlare e non era come la radio che ti permetteva di lavorare perché tu sentivi queste voci ma non avevi immagini da vedere. La televisione è immagine e quindi richiede la tua partecipazione visiva a chi è con te o chi è in studio con te. Mi sono spiegato? Quindi è un grosso limite della televisione, anche se io sono affezionato alla televisione perché, ripeto, l'ascolto principalmente, e non voglio dirla più grossa del creato, ma l'ascolto perché penso e spero sempre di avere qualche cosa da imparare. E oggi, cara Mirella, con i tuoi ospiti ti sei perfettamente riuscita. Ripeto il voto, 10 lode. Ehi là là, grazie, merito dei miei ospiti, non della Mirella, io li ho invitati ma è merito loro. Grazie caro Italo Guglielmo, proprio carino veramente, fa molto piacere, sa. Mi dispiace se qualche volta attendete un po' in linea, ma cosa volete, bisogna fare tante cose, non sempre è semplice e veloce. Allora, cosa vuoi dire? Come ci saluti e lasciamo il posto al tuo Saluto dicendo che è sempre bello portare la nostra, diciamo, anche per quanto piccola possa essere, esperienza in giro, raccontare le nostre storie, far passare la musica e specialmente il significato che noi diamo alla musica. E questo sostanzialmente. Spero magari che qualcuno vada a scoprire questa musica alla fine, di ascoltare la roots music, il positive sound. Questa band che si chiama, ripetiamo, Admirals, gli ammiragli. Gli ammiragli. Chiaramente su tutti i social, un po' Facebook, Instagram, quello che si trova sul web, ecco, perché purtroppo per noi giovincelli è più facile promuoversi sul web a scapito di altre piattaforme. E niente, grazie Mirella. E devi salutare i genitori? Sì, no, i io nonni posso che salutare la nonna, che spero che sia riuscita a collegarsi. Saluto quindi la nonna Lella. Salutiamo anche noi, tutti i nonni. E tutti gli amici, se magari qualcuno sia riuscito a collegare. Allora, lasciamo il posto all'altro ragazzo. Allora Giorgio, presentiamo anche questo libro che è Treviso e le sue botteghe. Ecco, questo è il libro che ha portato Giorgio questa mattina. Ecco, cosa vuoi dire? C'è sempre un problema enorme, soprattutto di capire il valore della bottega, come si chiamava una volta. Adesso abbiamo non più botteghe, ma abbiamo tutta un'altra storia. Ecco, cosa vuoi dire? Come cambiano le città, i borghi? Io ho sempre detto che se noi spegniamo le botteghe, spegniamo la città. Perché le botteghe sono anche la parte storica della città stessa, ma anche quella in cui le persone andavano a parlarci. Perché diventava un dialogo con queste persone, diventavano amici con queste persone e soprattutto queste persone quando serviva gli facevano anche credito. Magari non c'erano soldi e quindi facevano un libretto in cui a fine mese pagavi quello che avevi comprato durante il mese perché soldi ce n'erano pochi. E questo creava proprio una grande sinergia che naturalmente con gli ipermercati, i supermercati non può esserci, non c'è assolutamente. E soprattutto anche ti sapeva
dare delle preferenze sul cibo, sulla merce e quant'altro, quindi diventava proprio una cosa importante. Adesso vai al supermercato, vai per comprare il latte ed esci fuori con mezzo carrello pieno. Oddio. e magari non prendi neanche il latte. Quei soldi che sei un po' dura, no, però per c'è dire questo sì, che, un che cambiamento uno si perde, invece là anche nei andavi per consumi. comprare, perché soldi non ce n'erano, quello che potevi permetterti. E là è tutto diverso. C'era il famoso baratto anche. Il baratto, c'erano tante cose. Poi qui è un lavoro che ci ho messo 1 anno e mezzo per farlo, però diciamo sono riuscito a mettere 70 botteghe aperte, che molti di queste ormai stanno chiudendo, e 70 chiuse. Quindi ho fatto anche naturalmente un remember di quando per esempio arrivavi a Treviso e c'era la Standa. La Standa era il primo ipermercato in cui il bambino non sapeva dove andare perché era tutti luci, colori e quant'altro, mentre adesso ce ne sono anche troppi, insomma, non ha più un coso. Sentiamo come commenta, ripresentati perché magari qualcuno non ti ha visto. Ecco, io sono Giovanni, il percussionista degli Admirals, appunto il gruppo invitato qui. E appunto, come prima avevo detto, che la musica può risolvere tanti dei problemi dei giovani, e allo stesso tempo io mi rendo conto proprio, mi sono fatto delle domande dentro di me chiedendomi, ma io come ci sono finito ad apprezzare così tanto una cosa oltreoceano e non accorgermi cosa c'è qua intorno? E piano piano mi sono accorto di questo che è stato detto prima, che non ci sono più i posti. Cioè, cioè io posso andare al supermercato, posso ancora andare nella mia piazza di paese, posso ancora andare a farmi un giro in centro, ma non c'è niente. Ma non che non c'è niente nel senso che c'è la miseria o che c'è la... Proprio non c'è niente, non c'è... Un punto di riferimento. Non ci sono delle canzoni che senti nei bar, non ci sono dei gruppi sociali che al di fuori del fatto che siano gruppi di amici, non ci sono delle realtà di comunità, ma che siano sincere e oneste, no? Comunità nel senso che chiaramente si può sempre organizzare un evento, si può sempre fare una sagra, si può sempre fare tutto, ma proprio comunità, io scendo da casa, non so dove andrò oggi in paese, so che mi troverò lì, so che lì ci sono i pescatori, lì ci sono i musicisti, lì ci sono, non so se rendo l'idea, cioè proprio manca proprio tutta una struttura sociale che appunto era portata avanti a queste cose. Io sono convinto che diciamo, i danni che ha fatto questo mondo moderno sono un po' questi, che ci hanno all'inizio avvicinato nella distanza, ma adesso ci stanno distanziandoci nella vicinanza, perché non stanno cadendo tutti questi luoghi, tutti questi posti dove la piccola interazione però poi faceva un effetto a catena che creava comunità. Io stesso, sempre parlando della musica, a volte magari quando trovavo qualche soluzione per strumenti o cose simili mi chiedevano: ma come hai trovato quel pezzo, quell'ingranaggio, quella cosa là? Perché ho guardato su internet e non l'ho trovato. E io ho detto: sono andato in negozio e gli ho chiesto. Cioè, banalmente, vai in un negozio e parli con qualcuno e gli chiedi, non vai solo lì, prendi il tuo prodotto, glielo metti lì, ma gli chiedi: ma a te cosa ne pensi? Ma a te cosa fai? E da lì magari ne nasce addirittura un'amicizia o magari no, ma ne nasce comunque un sentimento, il famoso dialogo, no? Il confronto. Ascolta, cos'è la percussione? Cosa vuol dire essere percussionista? Ecco. Tanta roba, eh? Tante cose, perché le percussioni sono uno strumento molto particolare, perché, come dire, ogni parte del mondo ha le proprie percussioni, mentre il pianoforte, ovviamente, cioè, ogni strumento ha la sua cosa, non c'entra niente, ma le percussioni proprio cambiano da paese a paese, ognuno ha le sue, ognuno ha i suoi canti, le sue cose correlate, i suoi ritmi, e ogni cosa ha un senso. Spesso i ritmi sono legati proprio alla temperatura che c'è in un certo paese, o al lavoro che fanno in un certo paese, o le attività. E come si diceva appunto prima, la percussione dopo la voce è considerato il primo strumento degli esseri umani. Adesso non so se ci siano cose diverse, ma io lo penso. E io, per quello che studio, per quello che ho imparato nel tempo, soprattutto dall'isola della Giamaica, che è ovviamente il posto da cui prendo la mia ispirazione, vedo proprio che il tamburo è qualcosa di curativo nelle persone, nel senso che coinvolge così tanto lo spirito, il cuore, che crea un effetto alla mente e allo spirito, anche se non vuoi, anche solo per inerzia, anche solo perché sei nella stessa stanza e questo tamburo risuona. Tant'è che addirittura
sempre parlando della Giamaica, loro hanno un rituale, diciamo, durante i funerali, che invece che fare un funerale, quando c'è un lutto con qualcosa del genere, loro fanno quelle che chiamano in inglese le 9 notti. E sono 9 notti in cui loro si trovano, tutta la comunità del paesino o del quartiere si ritrova nel cortile della persona che ha avuto il lutto e suonano tutta la notte per 9 notti, in modo da poter accompagnare la persona nel lutto nella maniera più, come dire, più curativa possibile. E quindi sostanzialmente le percussioni sono la terapia degli esseri umani da sempre, quindi al di là dei ritmi, della complessità dei ritmi che possono essere semplici o difficili. Io ho visto un video anni fa di una tribù proprio ai confini del mondo, dove queste donne, non so se l'avete visto anche voi, con l'acqua sono riuscite a creare il suono, battendo le mani nell'acqua un po' alla volta, tutti assieme hanno creato un suono. Non è una percussione anche quella? Certo, ma è anche questa la cosa bellissima delle percussioni, che in realtà vuol dire tutto e niente, perché spesso se la si identifica con un tamburo, ma in realtà è più diciamo la capacità di interpretare i suoni con le proprie mani o con delle bacchette e di riuscire a inserirli in un contesto musicale. Quindi in realtà va proprio oltre, tant'è che il percussionista deve essere sempre identificato col contesto che suona, perché un percussionista classico non è detto che sappia fare quello che sa fare un percussionista cubano, o un percussionista cubano, o un percussionista africano o giapponese e via dicendo. Sono proprio scuole diverse, nazioni diverse, colori diversi. Ma non pensi che queste donne, scendendo nel fiume, hanno creato un qualcosa di diverso che viene dall'acqua tutte insieme? Queste sono delle creative, dal niente, senza nessuno strumento, hanno scoperto che l'acqua può essere uno strumento, la percussione nel battere l'acqua, nel gestire, io la trovo una cosa fantastica. Allora, questo è il potere delle persone, di persone che vengono su sane e serene, perché questa cosa io la facevo da bambino al mare, di suonare l'acqua, e ho visto altri bambini farlo e l'ho fatto anch'io con i miei amici, e vedere delle persone che ne hanno fatto quasi una cultura dall'altra parte del mondo ti fa realizzare quanto prima si era detto in relazione per esempio agli africani, quanto siano legati al ritmo e così, ma io non penso che sia di sangue, perché è una cosa proprio, come dire, quando cresci che la musica è una cosa che non è solo, perché questa è la grande differenza che hanno loro con noi, che mentre per noi la musica è ancora rimasta comunque intrattenimento e svago, in posti come certi posti dell'Africa la musica è tutto. È vita. Cioè, se c'è un funerale ci sono dei ritmi e delle canzoni per il funerale. Se c'è da vendere la frutta ci sono dei ritmi e delle canzoni. Cioè, ogni cosa è imprescindibile dalla musica. Non è che la musica cioè, è proprio come fosse. Infatti i musicisti in certe zone, non in tutte le zone, ma in certe zone dell'Africa sono una casta sociale proprio. Come qua si potrebbe parlare, non so, degli ingegneri o degli avvocati, dei giudici, là i musicisti sono considerati quelli che portano avanti la cultura e queste cose qua. Elisabetta da Oderzo, ciao Elisabetta. Buongiorno, buongiorno, mi presento anche se non voglio rivelare più di tanto, sono la mamma di uno dei musicisti presenti. Oh là là, complimenti allora mammina, complimenti. Grazie tante. Però il mio intervento non riguarda i ragazzi che io frequento naturalmente, conosco eccetera eccetera. Io rimango nell'ambito musicale perché è comunque anche il mio lavoro. Quello che io volevo sottolineare, se possibile, mi metto dalla parte, perché io sono dalla parte vostra, di lei giornalista, dell'ospite gentile, dello storico, diciamo così in maniera riduttiva, perché è molto più di uno storico la persona che è presso di voi e che sta intervenendo in questo momento. Ascoltiamoli questi ragazzi, nel senso, ascoltiamoli perché hanno molto da dire, non questi i miei, quelli che sono lì presenti, tutti i ragazzi, tutti i giovani, come lei abbiamo fatto presente. E soprattutto però imponiamoci anche noi, perché abbiamo tante cose da raccontare anche noi che non siamo più giovani, che forse non seguiamo in tutto, diamo quello che possiamo dare, perché appunto anche questo è un servizio che forniamo alla società, dobbiamo assolutamente fornire tutto quello che tutte quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre esperienze, perché loro hanno bisogno di sapere ancora del passato, anche se hanno molti mezzi per informarsi rispetto a una volta. Noi dobbiamo farci presente, perché cercano il dialogo questi giovani, non, ripeto, quelli presenti in quanto io sono coinvolta, ma tutti in generale. Mettiamoci a sentire, ma tutti, anche quelli che ascoltano i generi musicali, anche quelli che ci sembrano più distratti, ragazzi, che ci sembra che non stiano, ma hanno bisogno di sapere che c'è stato un passato, che ci sono state delle cose interessanti.
Questa è la mia opinione. E mi metto appunto dalla parte dei boomer, diciamo così, quelli. Grazie Elisabetta, grazie. Grazie a voi per tutto, grazie. Grazie della telefonata, mi fa molto piacere. Guarda Elisabetta. Giorgio, cosa vuoi dire a Elisabetta? E anche rispondere a quello che ha detto Giovanni? Sì, rispondiamo appunto che parlava appunto della musica prima, che logicamente è un discorso anche tantrico, perché le musiche nascevano proprio nel settore religioso di ogni cosa, e quindi, come le diceva lui, venivano utilizzate in varie maniere, cioè la musica è vita, non è morte. Infatti anche a New Orleans, quando ci sono i funerali, ci sono queste bande proprio pagate, perché il funerale non deve essere triste, ma deve essere allegro. E già nell'antichità i funerali non erano mai, addirittura mi ricordo che i romani pagavano i commedianti per piangere il morto, anche se magari il morto nessuno lo avrebbe pianto. Quindi, per dire, perché era magari una persona. Si fa ancora al sud? Sì, si fa ancora al sud, è vero. Al sud li utilizzano ancora, come naturalmente anche tante altre cose che noi qui abbiamo perso. Il sud continua ancora a tenere quello che ha dentro, cioè la parte storica dentro, le radici storiche, la famiglia, mentre qua noi l'abbiamo persa un po'. Anche le tradizioni, i ragazzi del sud continuano con le tradizioni, i ragazzi del nord si vergognano delle tradizioni, si vergognano a vestirsi, a mettersi un cappello, un gilet che li identifichi. Allora cosa è successo? È successo che praticamente qua la modernità ha chiuso i ponti, ma non soprattutto i ragazzi, dai genitori. Perché se i genitori non tramandano, per esempio a me mi ricordo sinceramente quando ero a casa, prima di uscire da una stanza, ricordati di spegnere la luce, perché la luce costa. Questo è un input. Poi ti dicevano saluta sempre la persona, anche se non ti saluta. È un discorso proprio di valori che uno ha. Ma stai dritto con la schiena? Stai dritto con la schiena. Stai dritto con la schiena? No, e dopo tantissime altre cose che ti dicevano, dopo naturalmente anche non bestemmiare, non parlare per niente, non gridare perché non serviva a niente, cioè tutte queste cose qua erano che te le inculcavano già da bambino e dopo naturalmente ti raccontavano anche com'era la storia, com'era sì, però loro hanno lasciato la storia, sto parlando del sud, voi andate là, trovate i forni di una volta, trovate tutte le storie dove era nata la loro civiltà, qua abbiamo buttato via tutto. Sì, si sono tramandate le cose là e le continuano ad avere, infatti hanno ancora i valori della famiglia, per loro la famiglia è importantissima qua, il cibo. Mi tocca andare a trovare mia nonna, mi tocca, là è una gioia. Perché non sai ancora quanto la nonna resta qua. Infatti là ci sono poche RSA, le abbiamo qua le RSA. Perché là le curano, le portano, le mandano, le continuano, gli chiedono com'era la vita. Qua a nessuno gli interessa più niente. Ma infatti io non voglio essere, essere polemico, ecco, ma io proprio perché ho incominciato il mio percorso artistico proiettato su un'isola dei Caraibi, a una certa, soprattutto perché la frase è stata detta prima, un popolo senza che non conosce la sua storia è destinato a finire, è una frase che appartiene a uno dei profeti dei Rastafariani, Marcus Garvey, che ha detto questa frase agli africani in America per dirgli guardate che se non sapete che voi siete africani, insomma, ecco. E mi collego a questo perché ho pensato a una certa, leggendo queste cose dei Rasta, queste cose delle loro origini, degli africani, ho pensato ma aspetta, ma io? E io invece mi sono guardato intorno e mi sono accorto di non avere zero risposte e soprattutto di non sapere dove guardare, e dove guardavo scoprivo addirittura che chi doveva passarmi la staffetta non l'aveva già mollata ai suoi tempi, nel senso che io ho scoperto, sto scoprendo adesso che non ti dicevano di non parlare dialetto una volta, e adesso mi vengono a dire a me che dovrei parlare e invece la cosa più assurda è che a me piace il dialetto, piace un sacco parlarlo, mi piace un sacco anche la musica in dialetto, però c'ho tanti miei coetanei che anche solo sentirlo anche nel contesto di casa ed è una cosa, e poi magari vedo altri miei coetanei per esempio a Padova c'è una forte comunità, un gruppo che fa tarantelle, che fa e quando fanno un concerto vengono fuori tutte le persone in maniera naturale, tutti i ragazzi del sud si radunano lì per una cosa loro, e è una cosa che gli invidio totalmente, perché io potrei anche mettermi adesso
a imparare dei canti degli alpini o della fisarmonica, che sono cose che mi interessano assolutamente, perché effettivamente mi interessano. Però mancano proprio, poi dove lo faccio? Dovrei aspettare il saggio degli alpini, che bellissimo, ma poi se lo voglio fare io naturalmente, dico vado ai giardini e trovo, non c'è, e mi fa ribollire il sangue sapere che non è come ci raccontano, che stanno arrivando da fuori e ci stanno facendo cambiare le nostre abitudini. È una cosa che mi fa bollire il sangue. Queste cose sono successe negli anni 60 per la modernità. Hanno abbandonato. Io una volta scherzando gli ho detto a mio nonno che mi ha risposto guarda non parliamo, mi ha risposto no, ma perché ti vendu a terra? E ti si andai in appartamento. Giustamente mi ha spiegato la fabbrica, il fatto dell'essere operai, sicura il stipendio non essere sotto la pioggia, sotto il sole, e non li biasimo, infatti non è una guerra contro l'altra generazione. Però abbiamo perso una gran parte del nostro territorio, del nostro io, che era la terra. Perché poi quando sei senza identità... Perché poi erano tutti i campi una volta, cioè è inutile che ce la diciamo, erano contadini, tutti i campi, cioè non è che... Infatti io di solito quando faccio anche le mostre, logicamente a seconda delle persone che ci sono, perché se sono venete io parlo veneto, cioè è inutile che parlo italiano posso parlarlo. Ieri per esempio ho avuto parecchia gente da Milano, ho parlato italiano perché altrimenti non mi avrebbero capito. Poi ci sono state la gente di Napoli a vedere la mostra, non potevo parlare veneto perché non mi avrebbero capito, però se riesco a parlare il veneto, io continuo a parlare il veneto perché non mi vergogno di essere veneto, sono orgoglioso di essere veneto. Questo è l'importante, essere orgogliosi nel modo giusto di essere veneto. Questo è essere veneto. Non è mica facile anche leggere le poesie in dialetto se non impari da piccolo. Io lo leggo molto bene, ma perché l'ho imparato da piccolo mi viene spontaneo leggere. I proverbi veneti sono però tremendi. Qualcuno dice guarda che è impossibile, io non ce la faccio mica, perché devi avere questa predisposizione imparata. Proprio sui proverbi e le filastrocche venete. Allora ne parleremo nella terza parte. Io ringrazio veramente Giovanni, grazie Giovanni Verardo, grazie a Mattia Sandron, grazie a Mattia Carnelos, grazie a Martino Barbon. C'è ancora qua Martino Barbon? No? È già andato via? Niente, allora io saluto questi ragazzi, grazie veramente. Ricordiamo questo album, questo vinile. Grazie, grazie. Giorgio Bughetto rimane con noi. Pubblicità. Questo qua. E vi presento subito un graditissimo ospite, Saif Kazazi, che è il figlio del nostro grande amico di Mirella, fratello, io lo chiamo Abdallah, che salutiamo. Allora Saif, cosa ci racconti? Naturalmente hanno fatto un concerto, non è arrivato niente come al solito e si sono dimenticati. Ecco, per il messaggio che volevate dare, un messaggio di pace, di tranquillità, con il popolo marocchino e con il popolo trevigiano. Com'è andata Saif? Cosa ci racconti? Poi parleremo anche del lavoro che fa Saif. Il concerto è stato molto positivo perché il messaggio che volevamo dare siamo riusciti a trasmetterlo, ovvero quello che noi in primis come comunità marocchina o anche come comunità nordafricana ci teniamo alla convivialità e alla pace e soprattutto volevamo dire a tutta l'Italia che non siamo solo Maranza, ma esistono anche le famiglie, esistono anche persone che vogliono divertirsi in maniera sana. Il concerto infatti è stato il risultato di quello che pensiamo tutti noi. Come mai avete sentito l'esigenza proprio di esporvi in prima persona, di organizzare questo concerto? Perché veramente volevate dare un messaggio di pace, questo marocchino è drogato, stupra, di tutto e di più. Invece io, a parte che ho visto tuo papà molto provato e mi è dispiaciuto molto di tutte queste vicissitudini che abbiamo letto e sentito, e giustamente lui sta cercando di far capire che invece l'importanza
da stare assieme, è stato il primo che ha avuto la cittadinanza italiana, il papà di Saif, e non da poco, perché gliel'ha data lo sceriffo Giancarlo Gentilini, perché lui aveva capito che Abdallah era una persona per bene, una persona che cercava, come sta facendo tuttora, di integrare, ecco, nella società trevigiana. Ma è così difficile? Com'è la situazione? Tu sei giovane, ecco, come vedi questa situazione? Ma in realtà io penso che questa situazione esiste, ma in realtà esistono anche altre belle situazioni di cui non se ne parla, quindi io preferirei parlare delle belle situazioni rispetto a quelle brutte. Allora iniziamo a parlare delle belle situazioni, ad esempio? Beh, ad esempio ci sono un sacco di ragazzi di seconda generazione che hanno attività qua in Italia, che studiano, che fanno lavori. Io per esempio al concerto ho conosciuto una poliziotta che è marocchina, che è di Zero Branco, e quando mi ha detto che lei era poliziotta io ero molto alibito, perché sono situazioni nuove anche per me, vedere che addirittura nelle forze dell'ordine adesso ci sono gli stranieri. E secondo me sarà sempre... abbiamo preso questa direzione e chiaramente è più facile parlare delle brutte situazioni anche per consensi elettorali e politica, ma esistono anche belle situazioni. Io ho avuto ospite proprio la scorsa settimana Fatima, che tu conosci molto bene, che è una mediatrice culturale, la quale ha raccontato la sua storia personale, che è quella che si avvicina a questi ragazzi, quelli sopra le righe, e loro, quando lei si avvicina, hanno molto rispetto, perché c'è una gerarchia. Voi avete, ecco, il rispetto per questa donna che lei dice io potrei essere sua mamma, sua zia, e loro mi temono, hanno rispetto per questo. Cos'è il rispetto, Saif? Il rispetto innanzitutto è il rispetto nei confronti di se stessi, quindi vuol dire essere brave persone, cercare di non invadere gli spazi delle altre persone, che siano sia personali sia emotivi, e far star bene le altre persone senza invadere proprio il loro spazio. Insomma, questo è il rispetto. E soprattutto sapere che esistono anche altre opinioni, che tante volte possono non essere uguali a quelle che una persona ha. Alla fine in questo mondo siamo in 8 miliardi, se non ci rispettiamo l'un l'altro, mi sa che non andiamo tanto lontano. Ah, mi sa, veramente, l'hai detta veramente bene. Allora, Giorgio, cosa vuoi dire a Saif? Ha spiegato molto bene, noi cerchiamo di mettercela tutta, noi siamo i bravi ragazzi, gli altri sono i ragazzi bravi, che è diverso. Intanto bisogna partire dal discorso da non fare tutta un'erba un fascio. Esatto. Primo, perché anche ogni persona ha la parte cattiva e la parte buona. Quindi finché c'è integrazione, che la gente ascolta, lavora e segue le leggi giustamente, non ha niente da logico che ci sono anche, come ci sono i nostri, le pecore nere, che invece dopo entra anche nel supporto della famiglia, perché dov'è la famiglia in questo caso? Soprattutto anche appunto i marocchini, come hanno ancora le radici antiche. Parliamo prima dei meridionali, anche i marocchini hanno nella famiglia, la famiglia è molto tenuta in considerazione. Spieghiamo sta famiglia marocchina, dai. là mi viene in com'è la mente famiglia proprio. marocchina, il rispetto della famiglia marocchina? Beh, io ci tengo a dire che tutti i cliché legati alla donna nell'Islam sono sbagliati, perché in realtà il fulcro della famiglia marocchina, quindi in questo caso maggior parte dei marocchini sono islamici, il fulcro è la donna. Quindi in realtà è la donna che comanda a casa, come ho notato anche nella famiglia italiana. E in particolar modo io ho notato anche nella mia famiglia che per esempio la nonna è lei il fulcro dell'amore, della famiglia, dell'unione, anche di quando si risolvono delle controversie anche banali, non per forza legate all'eredità o legate a vicende onerose, ma proprio parliamo anche di litigi stupidi, se così posso definirli. La nonna? La nonna diciamo che è media, poi chiaramente c'è la mamma che è media tra i figli,
E il padre invece, io da quello che ho notato, è una figura abbastanza distaccata dalla famiglia, perché comunque cerca di tenere tutta la struttura unita. Poi diciamo che è la persona magari che lavora di più, che cerca di... Perché nella famiglia marocchina comunque la donna, come tanti anni fa qui in Italia, legata più ai figli, siccome noi in Marocco facciamo comunque tanti figli, quindi fa molto magari lavori... Qualcuno dirà per fortuna? No, qualcuno dirà per fortuna. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia! Mirella cara, ciao. Ciao, che piacere sentirti, ciao. Sì, anche per me Mirella, innanzitutto volevo salutarti perché mi fa piacere salutarti. Adesso cosa vuoi con questo caldo? A volte vado anche dalla mia figlia e sì che ci sentiamo meno, ma mi ha fatto grande piacere che mi senti volentieri e lo so. E allora Mirella volevo dire che il figlio dell'ospite che portavi nella tua trasmissione, che adesso non mi sfugge il nome. Abdallah. Sì, è uguale al papà. È un bravissimo ragazzo, da quello che vedo, e gli faccio i complimenti, perché Mirella ha detto bene che dobbiamo parlare anche delle belle storie, non tutto il male, perché Mirella a volte li lasciano così e non gli danno neanche la cittadinanza dopo non so quanti anni e non hanno neanche possibilità di lavorare, poveretti. E allora io dico, ma non hanno fatto niente per questa integrazione di questi giovani. E poi Mirella volevo dire un'altra cosa, che prima hai nominato il signor Tullio Giacobini, sì, caro, che è una persona veramente cara, che riposi in pace, che ha dato tutto se stesso per fare quell'orchestra, ci ha messo tutto l'amore, il cuore, la passione. Possibile Mirella che non abbia trovato un aiuto da nessuno? È una cosa vergognosa Mirella. E come che è vergognoso che non si occupino di queste persone che vengono qua e che chiedono lavoro, perché c'è bisogno di lavoro. E allora volevo dire, non fanno niente da una parte neanche dall'altra, ma è impossibile perché queste persone qua muoiono anche andando a lavorare, quelli che sono andati nell'acqua, nel canale, nei campi. E dobbiamo trattarli bene, dargli quello che gli spetta, questa integrazione e averne cura, perché Mirella, qui da noi non nascono figli e studiano tutti. E chi è che andrà per i campi, Mirella? A parte che tanti giovani hanno preso l'attività dell'agricoltura e fanno bene, perché con la terra si mangia, Mirella. E come? Ecco, allora volevo ringraziarti dello spazio che mi hai dato, volevo incoraggiare i giovani. Said è il nome, vero? Said, sì. Sì, Said. E l'altro tuo... Giorgio Bughetto. Tuo ospite che hai? E vi auguro una buona giornata a tutti. E guarda che vedo i tuoi assegni, sai Mirella. È quello che fai, il bene che fai Mirella. Grazie cara. E ci sei anche a luglio Mirella? Sì, sono qua con voi anche a luglio. Tutto per voi anche a luglio, da lunedì al sabato. Tutto il bene che fai Mirella non ti sarà portato via Mirella. Cara. Grazie cara Giulia, grazie veramente. Stamattina mi emozionate, veramente, siete gentilissime. Allora, visto che abbiamo parlato di terra e di agricoltura, guardate che couscous ha portato il nostro Saif, che poi lo mangeranno in cucina i nostri ragazzi. Guardate che meraviglia, vegetale, vero Saif? Sì, alle 7 verdure. Spiega questo couscous che è meraviglioso. Beh, allora io innanzitutto ci tenevo a spiegare una cosa. Allora, io intanto mi chiamo Saif, ho 26 anni, sono un imprenditore, gestisco un ristorante marocchino e un centro estetico qua a Treviso.
tante volte mi fanno una domanda che è: ti senti più italiano o marocchino? E in realtà io non so più come rispondere e ho portato un couscous che spiega questa risposta, ovvero che questo è un couscous marocchino, fatto in Veneto, preparato con il lavoro qui in Veneto. Quindi, con prodotti del Veneto. Col prodotti del Veneto. Quindi questa è la risposta che volevo dare. Grande, sei che bella sta risposta. Giorgio, couscous Veneto? Vedi poi. Cosa vuoi dire, Io Giorgio? il primo couscous l'ho mangiato 15 o 20 anni fa. Ah. Sì, perché ho tanti amici appunto che sono musulmani e quindi ho cercato anche a me piace sempre provare anche ad assaggiare dopo col lavoro che faccio video, quindi naturalmente andavo anche a fare comunioni o cresime, anche di persone magari africane o quant'altro, e quindi mangiavi il cibo loro, perciò provare è sempre ottimo. E quindi ho trovato anche tantissimo, come si può dire, tanto cibo che è buonissimo, e naturalmente anche che noi non lo mangiamo qua, però è sempre bene imparare e soprattutto una volta assaggiare. noi mangiavamo il semolino, scusa. Sì. Allora non è... Sì, ma poi abbiamo cambiato un po', ma io ho mangiavamo mangiato proprio il semolino, no? come lo preparano loro e tutto quanto, cioè particolare, quindi l'ho assaggiato molto volentieri. Giorgio, cos'è la tradizione? Ecco, la tradizione nel cibo, la tradizione nel modo di comportarsi, i valori della tradizione, perché tutti quanti, specialmente una certa parte politica, dice le tradizioni. Sì, ma come facciamo con le tradizioni se non vengono supportate? A parole fanno tutti tutto, però dopo nella realtà vediamo la fatica che si fa a mantenere la tradizione, o sbaglio? Allora, io facendo anche parecchie mostre proprio mi sono trovato a capire la tradizione e a tornare alla tradizione originale. Purtroppo, come si diceva prima, è stata persa totalmente questa cosa qua, perché si è preferito diventare internazionali. Ma come dicevo sempre, se tu non tieni la tua tradizione, tieni le tue radici, perdi qualcosa per strada, non sei più tu. E quindi io esorto tantissimi giovani anche, e meno giovani, perché io ho tanta gente che viene a vedere la mostra, non enormemente, però insomma ci sono tanta gente. Certi di una certa età mi hanno risposto: ma non devi pensare all'antica, siamo moderni, dobbiamo andare avanti, non pensare più alle nostre radici. No, è sbagliato. Perché se noi non capiamo dove siamo arrivati, e soprattutto come hanno fatto loro la fatica quando sono arrivati, quanta gente nostra veneta è andata all'estero a lavorare, e a lavorare come schiava, perché ricordiamoceli queste cose qua, lavoravano come schiave nelle miniere o in altre zone, però siamo andati anche noi siamo un popolo di emigranti. Certo. E se non capiamo questo, non capiamo più dove siamo, dove andiamo. Allora andiamo a vedere questo servizio, Scarpa Rossa, Violenza Donne, ULSS 3. Andiamo a vedere. Sono state 152 le donne accolte dal centro antiviolenza nei primi 6 mesi del 2025 contro le 274 del 2024. 145 quelle che hanno fatto accesso ai pronti soccorso dell'ULSS 3 denunciando una violenza in ambito domestico contro le 113 dell'anno precedente. Molte le donne italiane, 88 nel 2025, più di quelle straniere, 57. Sono i dati diffusi dall'azienda sanitaria nel giorno in cui è stata presentata la grande Scarpa Rossa, scultura dell'artista Giorgio Bortoli intitolata Passo di donna, collocata nella hall dell'ospedale come simbolo per non dimenticare il fenomeno della violenza di genere. Questo è un dato che deve essere interpretato con attenzione, assolutamente, perché è un dato significativo, ma anche con una visione favorevole, perché indica il fatto che il lavoro che si sta svolgendo da anni in rete e sinergia tra i diversi servizi sanitari e degli enti territoriali locali vuol dire che sta portando a una maggior sensibilizzazione da parte della donna ad avere coraggio a richiedere aiuto e
da parte dei servizi di segnalare. Molti di conseguenza anche i minori presi in carico. Sono tanti, nel 2025 sono stati 52 quelli che abbiamo inserito nel percorso di cura specialistica nell'ambito appunto del disturbo post-traumatico che deriva dall'incontro con un episodio di violenza. Abbiamo osservato appunto 11 nuovi casi nel 2026 che rispetto al 2025 rappresentano una leggera diminuzione e della cosa siamo lieti, però comunque trattasi di situazioni che sono numerose e soprattutto sono complesse. Per questo la rete istituita negli anni tra Comune, Ulstre e Forze dell'Ordine è fondamentale nell'aiutare le donne vittime di violenza. Fonda il proprio lavoro di protezione su 3 pilastri. Il primo è quello ovviamente di presa in carico delle vittime di violenza e quindi di tutto quello che poi è il percorso di uscita dalla violenza, l'attività di sensibilizzazione che è preponderante negli ultimi anni, è cresciuta moltissimo attraverso iniziative diffuse su tutto il territorio del Comune di Venezia ma anche della città metropolitana di Venezia, e poi la formazione. Una delle attività che noi proponiamo spesso alla cittadinanza è quella che noi svolgiamo attraverso le guide di vicinato, che proprio è un modo per avvicinare sempre di più la nostra città a questo fenomeno, ma anche per capire in che modo poter essere d'aiuto alle altre donne. Allora, abbiamo sentito. Cosa ne pensi veramente, Saif, di questa violenza sulle donne, di questi stupri, di queste anche percosse selvagge anche a certi anziani? Ecco, tutto il mondo è paese, l'ha detto prima anche Giorgio Bughetto, però io sono convinta che siete voi che dovete fermarli, ecco, siete voi che dovete parlare con questa realtà che quotidianamente veramente alza un po' troppo l'asticella, per non dire anche troppo. Ma io in realtà penso che chi tocca una donna merita la castrazione chimica. Non vorrei essere troppo estremo con le cose, però è una cosa che può rovinare le persone e rovina le famiglie, quindi è una cosa molto grave e io condanno assolutamente a nome di tutte le persone, non dico solo degli stranieri, ma tutte le persone che hanno un minimo di intelligenza. Quindi secondo me è una cosa che bisogna assolutamente, quando si trova chi lo fa, bisogna agire di conseguenza. Scusa Saif, quando sentite di questi ragazzi, specialmente marocchini, che si comportano male, come vivete la situazione? Ma in realtà male, cioè nel senso che noi siamo i primi che ci vergogniamo di quando sentiamo nei TG marocchino, nordafricano, perché comunque, cioè magari io sono al bar che vado a fare colazione, sono là sul bancone, mi apro il gazzettino, leggo marocchino, leggo nordafricano, cioè sinceramente algerino, tunisino, quello che è, e io dopo devo andare a lavoro e dico cavolo, guarda, già di mattina cosa hanno fatto i miei compaesani? E così magari dopo apro il telefono, leggo di nuovo marocchino, leggo di nuovo Maranza, leggo di nuovo questo. Cioè, io sinceramente non posso farci nulla, cosa vuoi che posso fare? Cioè, non faccio parte delle istituzioni, però sicuramente ci rimango male e posso dire che ci rimangono male tutte le persone che qua in Italia lavorano onestamente, studiano. Quanto è importante la famiglia in questi casi, Saif? La famiglia ha un ruolo fondamentale per queste cose, perché comunque questi ragazzi hanno bisogno di supporto, perché comunque un ragazzo giovane che non ha supporto, che non ha dialogo, sia con la famiglia, sia con magari gli insegnanti a scuola, si sente emarginato. E questa emarginazione crea insicurezza e questa insicurezza è come se nella testa del ragazzo creasse questa forza di fare crimini o di delinquere, perché sentono giustificati magari da questa emarginazione. Uno dice tanto nessuno mi ascolta, neanche la mia famiglia, chi mi può fermare? Senti Saif, però io vedo una cosa che con il Banco Solidale ho notato questa cosa, l'ho anche raccontata, che queste mamme, questi genitori accompagnano molto, ma molto veramente in maniera importante la crescita del bambino fino che ha 10-11 anni. Dopo per loro a 11 anni, 12 è già grande, deve uscire da solo, è molto più autonomo di noi, è vero?
Parlo per esperienza personale. Io a 11 anni andavo a scuola alle elementari con la mia sorella gemella a piedi, già questo per me era tanto. Poi se mia madre mi mandava dalla vicina di casa a prendere, non so, dei dolci o qualcosa, mi sentivo già, insomma, con una responsabilità. Diciamo che forse abbiamo qualche responsabilità in più, ma secondo me ci sono anche tante famiglie venete che hanno dato questa responsabilità ai loro bimbi. E sicuramente è così, perché i veneti sono persone... Graziella da Mestre, devo correre perché siamo in ritardo. Vai Graziella. Ciao Mirella, ciao. Io come l'altro ospite, cioè l'altro Cottorino che ha parlato, ti do i 10 lode perché veramente bella sessione proprio, ci voleva proprio. E anche per darti un coso, quelli di ieri, gli alpini a Gemò che hanno fatto i 50 anni del terremoto, veramente bello, perché non sono capace di scrivere sotto le parole con il WhatsApp, non sono capace. Dico a te che venga a riferire tutto quanto, state veramente bravi e basta, continua così. Se non ti sentiamo fai buone vacanze perché prendi la linea con te. Sono qua tutto a luglio, vai tranquilla. Allora va bene. Ciao Mirella. Ciao, grazie. Madonna, quanti complimenti questa mattina che mi fate. Allora Giorgio, l'importanza di hai sentito, ecco, di ascoltare, di imparare, ecco i proverbi ad esempio, abbiamo parlato prima dei proverbi. Mi piacerebbe chiudere con i proverbi, vai Giorgio. Ce ne sono tantissimi, per esempio i proverbi che dicevano una volta ogni mese dell'anno, no? Aprile non ti scoprir, giugno maggio adagio, oppure ce ne sono per ogni cosa facevano un proverbio naturalmente, anche per il tempo, e questi qua ti si agganciavano addosso e quindi li vivevi, li respiravi, perché per ogni esigenza, per ogni cosa che può succedere nella vita avevi il proverbio adatto per parlarci, per dirle, e questo è bellissimo perché ti fa sentire vivo, ti fa sentire molto sempre attuale. Il famoso calendario Cézanne. Calendario Cézanne, ma ce ne sono talmente tanti, anche le vecchie filastrocche che si cantavano una volta, il pantocco che si usava una volta, che si giocava. Adesso sono tutti quanti col telefonino o col videogioco, cioè ormai non hanno più. Tu avevi una volta, avevi come si può dire, la forza, ma soprattutto anche la leggerezza di trovare il gioco in tutto ed eri più contento. Perché non ti serviva avere il videogioco, il telefonino di ultima generazione o vestito griffato. Cioè nessuno ci pensava a queste cose qua. Io mi ricordo per esempio non che c'era la moda. Non c'era la moda. Mia madre per esempio mi prendeva la roba a 3 taglie più alte. Perché concresceva, praticamente prima ti accorciava i pantaloni, poi te li allungava a seconda di quanto costevano. Perché non c'erano soldi. E questo era quello che avevi un tempo. E io sono orgoglioso di aver passato anche queste cose qua, perché rendi la vita un sapore diverso. Perché, come per esempio lui il couscous, te lo rende ancora di più buono, più cosa, perché viene dalla terra, è una cosa che hai fatto tu, che hai... soprattutto dopo magari la coltivi tu ancora di più. È una cosa che prima avevano i nostri. Cioè mio padre che andava a pescare il pesce e lo mangiavamo, era un pesce diverso che andava a comprarlo, perché non c'erano soldi per comprarlo. Adesso è tutto diverso, è tutto cambiato. E cos'è la tradizione per te, Saif, e per i tuoi coetanei? La tradizione è amore per quello che sei, per quello che sono stati i tuoi avi, soprattutto è festeggiare una festa, che sia religiosa o meno, e ascoltare della musica, dei canti, indossare un abbigliamento specifico, bere un bel bicchiere di vino. Tu ti vesti da marocchino qualche volta? Mirella, sei la numero 1. Ti vesti da marocchino qualche volta, dai.
Sì, dipende. Sì, è bello, mica un problema. Sì, Vedi dipende che comincia a quando, prendere dipende tutte le come. cose del nord, vedi che anche lui fa fatica a mettere i vestiti, invece i ragazzi del sud invece per loro è un vanto, è un privilegio indossare, è vero? È che siamo così? Giorgio, cosa dici? Anche Saif, insomma, vestirmi a marocchina anche a noi, capito? Cosa di un marocchino verace come Saif? Infatti, Fa ma pensare pensiamo storia, per esempio, se noi abbiamo nel Trentino o a Bolzano, quelle zone là, sono vestiti proprio con i costumi classici, sì. originali dell'epoca, non si vergognano assolutamente. No. Perché dovremmo vergognarci delle nostre radici? Come diceva prima, parlare veneto è quasi una vergogna. Perché? Il dialetto soprattutto. Il dialetto veneto, perché? Che è una lingua veneta, ricordiamoci, perché ecco una chicca che pochi sanno, ve lo dico subito, che sembra che l'italiano sia nato dal toscano, no? E appunto che dopo hanno cambiato il discorso, hanno cominciato a fare il famoso volgo, quindi è il primo italiano che nasce. Ma il primo italiano è stato studiato da 3 veneti. Perché ricordiamoci che la lingua veneta era parlata in tutta Europa. Ed era la lingua che piuttosto dall'inglese parlavano il veneto, perché Venezia era dappertutto. E quindi appunto anche in Marocco andava a Venezia, come andava in tutti i paesi islamici. Perché prima ho raccontato l'aneddoto del famoso doge Dandolo, che è stato, non so se tu l'hai sentito, quando la Venezia è stata scomunicata perché faceva affari con i musulmani, Dandolo gli ha detto: santità, i bessi non gacco. Fermo, sai cosa sono i bessi? No, scusate l'ignoranza. Dai. Non... Soldi. Ah, i soldi? I soldi non In hanno dialetto colore. si dice besso, gattu besso, io dicevo una volta, gattu besso, gattu skei, perché se lo tega besso... I skei sono diversi, perché è nato da Sinselsmüller, che è la moneta austriaca. Da là è venuto fuori il nome skei. Skei. Quindi i bessi non aveva colore, nel senso di pelle. A me non interessa il colore della pelle, io faccio affari con tutti. Con tutti. L'importante è farla fare. Ah sì. Infatti loro erano e sono ancora importante l'affare nei mercati, no? Sì. Importante. Saif, come ci saluti? Con quale messaggio ci lasci? A parte che ti ringrazio per questo couscous che porterò in cucina ai ragazzi. Fantastico. Beh, io innanzitutto vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi auguro di conoscere tante persone positive, gentili e che vi facciano riflettere anche sul fatto che non esistono solo i Maranza, ma esistono anche persone brave e buone. Come Saif. Ecco. Lo dico io. Grazie veramente a Saif Karzagi, grazie veramente. Giorgio Bughetto, come ci saluti? A parte questo bellissimo libro che facciamo rivedere, eccolo vi qua. saluto che... Treviso e le sue botteghe, eccolo qua, vai. Vi saluto che praticamente abbiamo quasi finito anche la mostra che stiamo facendo adesso di Mondo Manga, che finirà il 5 di luglio, scusate. E poi a fine settembre partirà quella su Treviso e le sue vie. E ringrazio anche Giorgio Bughetto, grazie di essere stato con noi. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Cari amici, finalmente dopo un lungo tempo di assenza, eccoci qua, grazie a voi ancora una volta, siamo a Treviso e stiamo per incontrare Simonetta. Stiamo entrando in casa di Simonetta. Bisogna fare. Chi si ferma è perduto. Tu hai anche 2 figli che sono all'estero perché qui non trovavano lavoro. E ti trovi da sola, hai un compagno che non lavora. Cosa vuol dire vivere? Spiega a quei politici che non riescono a capire avere solo 200 euro al mese. Purtroppo, come tante persone, che hanno tante difficoltà e questi politici devono capire che la gente non ce la fa più ad andare avanti e tanta gente veramente fa anche gesti estremi. Io non arrivo a tanto perché ho 2 figli. E tu mi hai detto per fortuna che c'è il banco alimentare. Cosa vuol dire per te il nostro banco alimentare? Vuol dire tanto perché quest'anno abbiamo fatto un Natale decoroso, l'anno scorso che la pasta asciutta non avevamo in casa. Io ringrazio tutti di vero cuore, veramente sono senza parole. Come sempre Mirella con il banco e al banco alimentare ho sempre delle belle sorprese, insomma. Ti aspettavi l'assegno, Simonetta? No,
No, assolutamente. E io ringrazio anch'io che ci avete permesso di aprire il 2015 con un altro assegno. L'anno comincia, io ho tanto bisogno di voi perché voi non avete idea cosa è successo nel periodo che non ci siamo visti. C'è tantissima gente che ha bisogno e se non ci aiutiamo tra noi nessuno ci aiuterà. Grazie di cuore da Mirella, da Simonetta e da tutte le persone che voi avete aiutato. Ve lo meritate. Ciao.